sovranità, che la Costituzione identifica per evitare che cosa, per esempio? Il ricorso a un concetto di sovranità che non risponda al principio democratico. A cosa servono quei limiti e quelle forme? Per evitare che cosa di fatto? I plebisciti. Plebisciti che sono di solito l'anticamera di che cosa? Di regimi che niente hanno a che fare con la democrazia. Dunque quei limiti costituzionali posti all'esercizio della sovranità popolare servono a preservare che cosa? L'Italia come repubblica democratica. Altrimenti il pericolo che si potrebbe correre è quello, già peraltro noto almeno in Europa, che è intercorso nella Germania pre-seconda guerra mondiale. Lì avevano una Costituzione bellissima, la Repubblica di Weimar la chiamavano la Costituzione più bella del mondo, sì, però è una Costituzione che ha di fatto, proprio perché non poneva dei limiti, ha di fatto permesso a un regime totalitario di prendere il potere in modo del tutto legittimo. Ecco perché le Costituzioni pongono dei limiti all'esercizio della sovranità popolare. Quando si dice io sono espressione della sovranità popolare, cosa che ci ha raccontato per molto tempo, almeno 20 anni, un signore proprietario di diverse aziende, non si sta dicendo qualcosa che corrisponde al vero. A questo punto direi di non usarlo proprio, perché non funziona. La mette sulla asta, probabilmente non dà fastidio. Dice. No, ce n'è un altro. Ok, forse così se non si tocca effettivamente, Se per caso è che non rimane fermo. Incute un po' di timore. Come direbbe la Presti Giacomo. Proviamo. Ma tu lo usavo, si sentiva. Si sente? Può andare più vicino. Sì, mi pare di sì. Ok. Proviamo a leggere adesso l'articolo 2. Va. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Bene. Altro punto fondamentale, anche qua vanno comprese le parole che usa la Costituzione. I diritti inviolabili dell'uomo. Quando parliamo di diritti inviolabili dell'uomo, parliamo dei diritti di chi? Dei cittadini? Sì o no? Dei soli cittadini? Di tutti gli esseri umani. In questo caso la nostra Costituzione utilizza, e il Costituente utilizzò volutamente la locuzione diritti inviolabili dell'uomo, chiaramente inteso uomo e donna, e non utilizzò invece la parola cittadini. Perché? Perché si riteneva, calcolate che il periodo storico era un periodo, insomma, il post seconda guerra mondiale, dove avevamo assistito ad atrocità che volevamo dimenticare, per cui si è ritenuto e si ritiene tuttora che esistano diritti minimi che debbano essere garantiti ad ogni essere umano per il solo fatto di appartenere alla specie umana. Tali diritti inviolabili non sono sovrapponibili ai diritti di cittadinanza. I diritti di cittadinanza sono altra cosa, ma sono quelli che gli anglosassoni definiscono i core rights, cioè i diritti proprio inalienabili, quelli di cui non si può fare a meno e quelli che ogni Stato è tenuto a rispettare. Che esempio può esserci di diritto inviolabile? Qual è il diritto inviolabile per eccellenza? Il diritto alla vita. Diciamo che forse è anche l'unico dei diritti inviolabili realmente inviolabile, no? Il diritto alla vita, perché per quanto riguarda invece gli altri diritti di libertà possono benché essere derogati, tanto è vero che spesso sono derogati per diverse ragioni. Parliamo dell'articolo 3. Prego, signora. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
dimensione politica, economica e sociale del Paese. Ok, questo come articolo, l'articolo 3, articolo importante, l'articolo fondamentale della nostra Costituzione, è quell'articolo che definisce due principi che stanno alla base di tutto l'ordinamento. Nel primo comma troviamo la cosiddetta eguaglianza formale, tutti sono uguali davanti alla legge. Nel secondo comma troviamo la cosiddetta eguaglianza sostanziale. Ora, qual è la differenza tra le due? Eguaglianza formale vuol dire siamo tutti trattati allo stesso modo, il che, se ragionassimo senza tenere in considerazione la realtà in cui siamo immersi, potrebbe essere del tutto legittimo, no? Siamo tutti uguali, veniamo trattati tutti in egual modo. Il punto qual è? Che nella società vi sono delle differenze e laddove l'ordinamento ignori tali differenze, in realtà sta compiendo una discriminazione. Facciamo un esempio: se io dico che l'università è libera ed aperta a tutti e pongo una retta universitaria di 5.000 euro l'anno, chi ha un reddito che non gli permette di pagare 5.000 euro l'anno, di fatto non potrebbe accedere al servizio universitario. Ecco che allora il secondo comma dell'articolo 3 dice che la Repubblica si deve impegnare a rimuovere quegli ostacoli. Come? Attraverso per esempio le borse di studio. Quel principio lì, chiamato il principio dell'eguaglianza sostanziale, perché tu la vuoi raggiungere davvero l'uguaglianza anche differenziando, parte dal presupposto che in una società non tutti partono dallo stesso punto di partenza, e allora lo Stato deve differenziare in quando ci sono situazioni differenti. Cioè la massima per cui gli uguali si trattano in modo uguale, i diversi si trattano diversamente, risponde proprio a questa logica, perché trattare in modo uguale soggetti diversi vuol dire di fatto avvantaggiare un gruppo e svantaggiarne un altro. È importante dirlo perché non tutti gli ordinamenti, non tutte le Costituzioni hanno il principio di eguaglianza sostanziale. Se pensate alla Costituzione degli Stati Uniti, ben più datata, parliamo della fine del Settecento, non ce l'ha, no? Si parla di eguaglianza di tipo formale, tanto è vero che per tutti gli anni 50 del Novecento la Corte Suprema ha continuato a dire che la politica del separate but equal, cioè il fatto che si potessero sedere davanti i bianchi e dietro i neri in un autobus, era perfettamente rispondente al principio di eguaglianza, perché la legge era neutrale, per cui riservando posti all'una e all'altra razza il problema non si poneva. Peccato che non si tenesse in considerazione dello svantaggio storico della popolazione afroamericana e che dunque quel trattamento era percepito come un trattamento deteriore. Articolo 4. Prego. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Bene, ecco uno di quei principi che non è mai stato attuato nella Costituzione repubblicana, uno di quei principi che resta un principio guida, un principio cardine, ma che di fatto è rimasto lettera, non dico morta, ma quasi. In particolare, se volete, è uno di quei principi che la Costituzione contiene, che ha trovato particolare enfasi e passione nella prima fase repubblicana e poi ha visto man mano perdere di interesse la classe politica. Tanto è vero che non possiamo certo dire che questo articolo è pienamente realizzato. Articolo 5. La Repubblica una e indivisibile riconosce e promuove Prego. le autonomie locali, attesta al servizio attua nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento amministrativo, allarga i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Bene. Questo è un articolo che ci racconta un po' qualcos'altro rispetto alla forma di Stato italiana. La forma di Stato italiana non è soltanto democratica, è anche una forma di Stato pluralista che identifica altri soggetti oltre allo Stato. L'articolo 5 racchiude in sé
Da un lato il principio di unitarietà, no? Perché ci dice la Repubblica è una e indivisibile, ma allo stesso tempo, principio pluralista, ci dice che esistono altre entità e che la Repubblica si impegna a riconoscere l'autonomia. Non solo l'autonomia, ma anche il decentramento. Decentramento e autonomia non sono due concetti sovrapponibili in termini giuridici, mentre per decentramento amministrativo intendiamo la possibilità dello Stato di decentrare alcuni uffici pubblici. Se vi ricordate, anni fa addirittura si era pensato di portare il Ministero dell'Economia a Milano perché si disse quella è la città finanziaria per eccellenza, insomma una delle follie di Tremonti e della Lega. E questo, diciamo, ha a che fare con il decentramento amministrativo, portare gli uffici dell'amministrazione pubblica più vicini ai cittadini. L'autonomia è un'altra cosa invece, è dare la possibilità a entità che sono substatali nel nostro ordinamento, le regioni, di avere competenze legislative, per cui poter di fatto disciplinare alcuni ambiti attraverso leggi proprie. È proprio in ragione dell'articolo 5 che è stato riscritto l'articolo 116, quello che permette alle regioni di chiedere la cosiddetta autonomia differenziata. Apro e chiudo una parentesi, permette alle regioni di chiedere più autonomia differenziata e lo permette a norma dell'articolo 116 senza passare attraverso alcuna consultazione popolare. È giusto dirlo perché, visto che siamo in una regione dove la retorica sulla consultazione popolare è molto ampia, va detto che l'articolo 116 non prevede affatto questa necessità, e va anche detto che la nostra regione quel passaggio lo ha già fatto. Lo ha fatto quando? Nel 2007, precisamente il 18 dicembre del 2007, la nostra regione ha presentato domanda di più autonomia. E, anche qui permettetemi di dirlo, chi c'era al governo il 18 dicembre del 2007? C'era un certo Romano Prodi, che però cadeva di lì a poco, perché fu sfiduciato. E chi c'era a maggio del 2008, cioè 5 mesi dopo? Dicevamo, insomma, c'era un governo che era il governo Berlusconi, il ministro per il federalismo, neanche per l'autonomia territoriale, si chiamava Umberto Bossi, poi c'era un altro ministro che era Calderoli, un altro ministro che era Maroni, un altro ministro che era Luca Zaia, lo stesso che oggi sta chiedendo di autonomia attraverso il referendum. Per dirvi che insomma questa storia è abbastanza lunga e certamente non è una questione di sovranità popolare, neanche di forte mandato politico, è forse una questione di volontà politica di alcuni partiti, in particolare di un partito che non ha mai performato particolarmente bene. E mi riferisco politica incorretta, proprio la Lega Nord. Passiamo all'articolo 6. Prego. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Bene, anche questo articolo è importante. Perché? Perché cosa ci dice? Ci dice che nel nostro ordinamento repubblicano non tutte le minoranze godono di tutela costituzionale, ma solo le minoranze linguistiche. È importante dirlo perché in questo, diciamo, anche la dottrina giuridica si è spesso divisa sulla ragionevolezza di tutelare le minoranze linguistiche e magari non tutelare minoranze storiche, e anche perché le minoranze linguistiche vanno identificate in qualche modo. E allora, quando una minoranza è minoranza linguistica, proprio in un paese dove di lingue ce ne sono parecchie. Detto questo, questo articolo chiaramente rispondeva a quale esigenza? Rispondeva all'esigenza di tutelare in particolare i residenti di regioni transfrontaliere che parlavano di fatto una lingua diversa. In ragione di questo articolo sono state previste una serie di norme che danno la possibilità ad alcune regioni di praticare il bilinguismo, ad altre il separatismo linguistico. Pensate alla differenza che intercorre tra la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige. In Valle d'Aosta c'è il bilinguismo, imparo ambedue le lingue, in Alto Adige scelgo se parlare l'una o parlare l'altra, due scelte di integrazione completamente diverse. Articolo 7. Prego. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono un procedimento di revisione costituzionale. Questo articolo che cosa ci dice? Ci parla sostanzialmente anche un po' della nostra storia e del fatto che lo Stato italiano ha un rapporto di tipo
particolare, mettiamola così, con un altro Stato, che è la Santa Sede, con la quale esistono dei patti. Allo stesso tempo, però, ci dice, attenzione, il nostro non è uno Stato confessionale, cioè non predilige una religione rispetto ad un'altra. Prego. Articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Qui che cosa ci dice la Costituzione? Ci dice che tutte le religioni hanno il diritto di esistere sostanzialmente, posto che non contrastino con la Costituzione, per cui è chiaro che una religione che dovesse imporre, che ne so, picchiare i figli, perché ve lo dice Dio, non sarebbe compatibile, no, con il nostro ordinamento, ma i credo religiosi sono compatibili e la Costituzione ci dice di più, laddove queste confessioni fossero organizzate e volessero entrare in un rapporto con l'ordinamento, possono stabilire delle intese, per cui vi è questa possibilità. Ed effettivamente le comunità religiose in Italia hanno intese con lo Stato italiano, non tutte le comunità religiose, perché non tutte sono organizzate in modo gerarchico, ma quelle che lo sono hanno delle intese con lo Stato. Pragmaticamente che cosa vuol dire avere un'intesa con lo Stato? Intanto poter essere, diciamo, titolari del beneficio rispetto all'8 per 1000, il 5 per 1000, cioè la possibilità di vedersi riconosciuto anche parte del gettito volontario dei cittadini, ma anche la possibilità, molto banalmente, di poter costruire dei luoghi di culto, no? Perché la possibilità di poter professare la propria religione non solo all'interno della propria abitazione, ma anche all'esterno. Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. E poi ti vai a guardare come è presa l'università italiana o la situazione dell'Ilva di Taranto e capisci, dice, vabbè, forse anche qua qualcuno si è dimenticato dell'articolo 9, ma in linea di principio questa dovrebbe essere l'ispirazione a cui il legislatore fa riferimento. Articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto all'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite nella legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Bene, qui che cosa troviamo? Intanto troviamo una clausola di apertura dell'ordinamento rispetto a che cosa? Alle norme di diritto internazionale internazionalmente riconosciute. Che cosa vuol dire? L'ordinamento giuridico italiano riconosce che la comunità internazionale ha delle regole. Queste regole, che possono essere comunemente riconosciute da tutti gli Stati, non necessitano di un adeguamento dell'ordinamento italiano, perché l'ordinamento italiano automaticamente si adegua, posto che la comunità internazionale le riconosca. Altro punto che ci dice di più un pochino da quale storia veniamo, no? Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Venivamo chiaramente dal ventennio, l'idea di reato politico era un'idea che si allontanava totalmente dall'idea, no, di un mondo libero, e per cui si dice grande tutela è data allo straniero che in patria rischia qualcosa in ragione delle sue idee politiche, perché si parte dall'idea, dal presupposto che il pensiero deve essere un pensiero libero. Chiaramente c'è una deroga a questa possibilità. È chiaro che se io mi sono macchiato di reati come genocidio o cose di questo tipo, l'estradizione c'è e come, per cui ci sono delle limitazioni, ma in linea di principio colui il quale è perseguitato per le proprie idee nel proprio paese ha diritto a vedersi riconosciuto lo status di rifugiato, per cui di chiedere l'asilo politico. Articolo 11, prego. Potrebbe una norma internazionale andare contro quelli che sono i dettami della Costituzione? No, la nostra Costituzione è e rimarrà sempre la fonte di vertice. E a
quel punto, siccome diciamo che il diritto nostro si conforma alle norme internazionali. Ma le norme internazionali, quando sono internazionalmente riconosciute, vuol dire che godono di chiaramente un riconoscimento molto ampio, che non vuol dire per esempio che basta una superpotenza o due affinché queste diventino regole di diritto internazionale. Questa è una linea di principio. Certo che, lo vedremo proprio perché viviamo in un sistema di fonti gerarchicamente organizzato, laddove una fonte fosse anche internazionalmente riconosciuta ma fosse in violazione di uno dei dettami della nostra Costituzione, non riuscirebbe a entrare nell'ordinamento. La Costituzione in questo è impermeabile rispetto alla sua rottura. Per cui, ma dubito seriamente che una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta violi la Costituzione repubblicana. 11. Chi lo vuole leggere? Anche uno da dietro che prego. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La fermo solo un attimo, qui chi è molto giovane non se lo ricorda, ma di questo articolo qui si era completamente dimenticato un governo repubblicano, in particolare era presieduto da D'Alema, quando ordina a un certo punto il bombardamento della Serbia. Perché? Perché si bombardò la Serbia? La si bombardò perché c'era il genocidio in Kosovo. Peccato che, vi può rileggere le prime righe? L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. E come mezzo di risoluzione delle controversie. Il fatto che la si ripudi determina di fatto l'impossibilità di utilizzare quello come mezzo anche ove vi sia effettivamente un'emergenza. Perché? Perché si fa riferimento a qualcos'altro. In quel contesto specifico si sarebbe dovuto fare riferimento a una risoluzione delle Nazioni Unite. Per cui una copertura diversa che non avrebbe implicato l'intervento diretto del nostro Paese, ma semmai un intervento di una coalizione internazionale con legittimità internazionale, perché diciamo regolata da una risoluzione delle Nazioni Unite. Prego. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un orientamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Allora, in questo senso, per esempio, la partecipazione dell'Italia all'Organizzazione delle Nazioni Unite ha reso, diciamo, per il nostro Paese vincolanti che cosa? Le risoluzioni, per esempio, del Consiglio di Sicurezza. Quando il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite elabora una risoluzione, noi come ordinamento ci conformiamo in ragione di questo articolo. Qui non abbiamo bisogno di stipulare un trattato tutte le volte e recepire quanto è stato deciso dal Consiglio di Sicurezza. Il Consiglio di Sicurezza decide che la comunità internazionale deve preparare un embargo contro lo Stato X, gli Stati si conformano, il nostro in particolare, proprio in ragione dell'articolo 11. Non c'è bisogno di un ulteriore passaggio, proprio perché noi facciamo parte di un sistema, quello delle Nazioni Unite, e abbiamo consentito a una riduzione della sovranità. L'articolo 11 è stato utilizzato in passato anche per, diciamo, spiegare la nostra appartenenza alla comunità europea e al fatto che l'ordinamento si conformasse automaticamente. Ma poiché era un appiglio debole, si è pensato poi di inserire invece, diciamo, un appiglio forte nell'articolo 117. Ora c'è l'obbligo comunitario nell'articolo 117. Articolo 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni. Qui non siamo di fronte a un principio, no? Siamo soltanto di fronte al carattere identitario della Repubblica, per cui in questo caso in Costituzione si è voluto anche chiarire qual è il carattere identitario dello Stato. Ok? Ora, passiamo a qualcosa di più difficile, mettiamola così, però lo renderemo semplice. Il linguaggio giuridico. Perché il diritto, in particolare il diritto pubblico, il diritto costituzionale, si gioca tutto sulle parole. Le parole identificano gli strumenti, cioè gli atti, e attraverso l'identificazione dell'atto capisco anche se l'atto è stato prodotto con dei vizi o senza vizi, se l'atto è sostanzialmente costituzionale o incostituzionale. Ma è riconoscendo l'atto, e per riconoscere l'atto devo riconoscere le parole. Allora, intanto cerchiamo di capire, ed è fondamentale, perché una regola giuridica è diversa dalle altre regole.
Esistono tante regole nella società, ci sono le cosiddette regole morali e poi ci sono le regole giuridiche. Qual è sostanzialmente la differenza tra una regola morale e una regola giuridica? Io vi ho messo 4 grandi caratteristiche che si differenziano. La regola morale è autonoma, cioè cosa vuol dire? Che me la do io credo che una cosa sia giusta e la faccio, indipendentemente da quello che dicono gli altri, vado avanti così. La regola invece giuridica è eteronoma, è posta da altri, dall'ordinamento, dal potere legislativo, per cui dai miei rappresentanti, insomma non la pongo io, me la sono trovata e la devo seguire. La regola morale è interiore, io la seguo perché ho una spinta emotiva a seguirla, no? Credo che sia giusto andare in chiesa e ci vado, punto. La regola giuridica è esteriore, esiste un'autorità che se io non rispetto la regola giuridica mi applica una sanzione. Non è che io non parcheggio nel parcheggio dei disabili perché credo che sia una cosa inappropriata, non parcheggio perché se poi arriva la polizia municipale giustamente mi sanziona. La regola morale è unilaterale, nel senso che da me promana verso l'esterno. La regola giuridica in un sistema democratico è bilaterale, cioè è vero che io vi sono sottoposto, ma è anche vero che in qualche modo io vi partecipo nel momento in cui, ad esempio, partecipo al sistema elettorale, no? Per cui i rappresentanti di fatto che cosa fanno? Elaborano una regola, ma sono io che gli ho dato il mandato di farlo. Mentre per quanto riguarda la regola morale, essa promana da Dio, e io non c'entro nulla, o addirittura promana da me. La regola morale è universale, la regola giuridica è relativa. Possiamo essere tutti cattolici in Europa e per cui seguire tutti la stessa regola morale, ma le regole giuridiche cambiano moltissimo, no? Anzi, se vogliamo fare l'esempio dell'Europa, potremmo dire che il continente europeo ha una forte caratterizzazione giudaico-cristiana, per cui segue, se volete, a livello morale quel tipo di regole, però poi se guardiamo agli ordinamenti giuridici siamo in situazioni completamente diverse, no? L'Italia e la Svizzera hanno delle legislazioni sul fine vita completamente diverse, perché l'Italia manco ce l'ha, la Svizzera invece ce l'ha. Eppure che in Svizzera sono tutti atei e cattivi, no, anzi anche lì sicuramente c'è una maggioranza, diciamo, cristiano-giudaica, ma le regole del diritto sono diverse, proprio perché mentre la regola morale vale sempre in ogni contesto, in ogni tempo, la regola giuridica cambia a seconda dell'ordinamento che si sta osservando. Quando parliamo di regole giuridiche parliamo appunto di diverse tipologie di norme. Ci sono le norme precetto, cioè quelle che dicono sostanzialmente come mi devo comportare, ci sono le norme sanzione, quelle che dicono attenzione, se non ti comporti in un certo modo questo è quello che accade. Ci sono poi le norme di organizzazione e le norme sulla produzione di altre norme. La Costituzione è il tipico esempio di regola giuridica fondamentale che ci dice come si producono le altre. La regola giuridica ha delle caratteristiche, è astratta, cosa vuol dire? Che di fatto descrive un'ipotesi che potrebbe accadere, non ci spiega un fatto reale, descrive un'ipotesi. È coattiva nel senso che c'è un potere che obbliga al rispetto della norma, è generale nel senso che si rivolge a tutti, sempre vero tranne in alcuni casi. Abbiamo avuto per parecchi anni delle norme che erano ad personam, ma in quel caso eravamo fuori dallo schema giuridico classico, no? Le norme di solito valgono per tutti ed è obbligatoria nel senso che tutti sono tenuti, salvo deroghe, a rispettarla. Ora, quando parliamo di, diciamo, relatività degli ordinamenti giuridici, ne parliamo perché esistono una pluralità di valori giuridici e questo determina l'esplosione di diverse sensibilità e dunque di diversi ordinamenti. Quando parliamo di regole, in particolare delle regole del diritto, ci sono, diciamo, due grandi macro categorie: quella del diritto positivo, che
che non è il diritto col più davanti, ma è il diritto posto, cioè quello che è stato elaborato dai rappresentanti, e poi c'è il diritto naturale. Il diritto positivo si rifà a norme e principi, il diritto naturale si rifà a valori e principi, e detta così uno potrebbe dire, vabbè, due bellissime cose, no? Qual è il problema secondo voi del diritto naturale? Quale potrebbe essere? Cosa vuol dire diritto naturale? Può non essere sempre riconosciuto, ma che cosa vuol dire se ci pensate che questo è un diritto naturale? Che idea dà di quel diritto? Può essere interpretato, soggettivo. Che è insito all'uomo quando nasce. Che è insito all'uomo quando nasce, ovvero che è sempre vero, ovvero che c'è sempre stato. Per cui se un diritto è naturale, ciò che lo viola è innaturale anche antigiuridico, no? E il diritto naturale è effettivamente una teoria che è stata molto in voga all'inizio del Novecento, perché si diceva questo è naturale, se è naturale antigiuridico, per cui lo possiamo far fuori nei forni crematori. No, è innaturale. Perché? Perché il concetto di natura è un concetto permanente. Se qualcosa è naturale lo è sempre, se qualcosa è innaturale lo è sempre. A differenza invece del diritto positivo, cioè il diritto posto, che parte dal presupposto che i diritti sono storicamente intesi. Per cui quando in Costituzione leggo che la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, i costituenti scrivono uomo, ma mica intendono uomo e basta oggi, ma forse all'epoca si intendevano uomo e basta. Tanto è vero che negli anni 50 tornare a casa, sospettare che tua moglie ti aveva tradito e spararle era del tutto normale, non venivi nemmeno punito perché c'era il principio secondo cui quello era omicidio d'onore. Perché? Perché la donna era ritenuta sostanzialmente un oggetto a disposizione dell'uomo ed era naturale ritenerlo così. Capite? Per cui il concetto di natura è un concetto molto problematico che la dogmatica del diritto oggi tende a tenere lontano, perché tutte le volte che si fa ricorso alla natura si fa ricorso ad argomenti che non rispondono alla ragionevolezza, ma soprattutto si utilizzano argomenti che sono, non utilizzano come variabile la variabile storica, e se tu non utilizzi la variabile storica, di fatto che cosa fai? Sei cieco rispetto al mutamento sociale. Il diritto positivo, che si sostanzia invece nella ragionevolezza umana, che è l'uomo che pone le regole, l'uomo può porre regole diverse negli anni 20 del Novecento e porre regole invece oggi, che è il 2017, completamente nuove. Ecco perché gli ordinamenti cambiano. In un sistema invece governato dal diritto naturale, dove prevalgono valori e principi, non principi e norme, è un sistema che tende ad assomigliare sempre a se stesso e soprattutto a marginalizzare tutte quelle istanze di minoranza, no? Perché sono fuori natura. Capite la pericolosità? Perché è importante distinguere tra valore e principio? Io qui ho utilizzato due, espressioni di Zagrebelsky che secondo me riassumono molto bene il concetto di valore e il concetto di principio, perché si tende a usarli come sinonimi ma non lo sono. Zagrebelsky dice il valore nella sfera morale è qualcosa che deve valere, cioè un bene finale che chiede di essere realizzato attraverso attività a ciò orientate, cioè vale la massima e il fine giustifica i mezzi. Io perseguo questo valore, è sempre vero, e per cui a qualsiasi costo io ci devo arrivare. La cristianità deve imporsi in tutto il mondo, prendo e parto per le crociate. Questa era l'idea, no? Era sbagliato uccidere, lo sapevano, ma il valore cristiano era più importante, per cui in nome di Dio andavano, no? Il principio invece, dice Zagrebelsky, è qualcosa che deve principiare, cioè un bene iniziale che chiede di realizzarsi attraverso attività che prendono da esso avvio e si sviluppano di conseguenza. Il principio, a differenza del valore che autorizza ogni cosa, è normativo rispetto all'azione, cioè il principio mi identifica un eventuale fine, ma tiene in considerazione i mezzi, per cui non ci arrivo a tutti i costi. Io tendo a quella possibilità,
ci provo, ma devo tenere in considerazione anche con quali mezzi, perché il principio identifica uno scopo ma non lo deve raggiungere a tutti i costi. Ecco perché noi troviamo dei principi in Costituzione e poi troviamo delle norme che ad essi tendono, a volte di più, a volte meno, ma nessuno dice siccome bisogna realizzare quella cosa lì, allora eliminiamo tutte le tutele democratiche e arriviamo direttamente all'obiettivo. Perché? Perché non è quello il metodo. Il metodo deve essere un metodo diverso. Ora, quando io ho un sistema appunto complesso di regole, di norme giuridiche, ho il cosiddetto ordinamento giuridico, che però è tipico di che cosa? Non solo di una società, ma anche di un determinato momento storico. L'ordinamento giuridico italiano degli anni 50 è fortemente diverso dall'ordinamento giuridico italiano di oggi. Nell'ordinamento giuridico italiano degli anni 50 era del tutto legittimo per il marito tornare a casa, avere il sospetto che la moglie lo tradisse ed ucciderla, così come era del tutto legittimo che la moglie finisse in carcere in caso di adulterio e il marito no. Il marito finiva in carcere soltanto laddove venisse verificato il concubinato, cioè da portarsi davanti a casa e decidere di vivere in tre. Allora in quel caso c'era il carcere, altrimenti il carcere non era previsto. Oggi una norma di questo tipo è impensabile, no? All'epoca era del tutto normale. Quando parliamo di pluralità degli ordinamenti giuridici è chiaro che parliamo anche di relatività dei valori giuridici. Io posso credere che un ordinamento giuridico debba andare da una parte piuttosto che dall'altra, pensate agli ordinamenti confessionali, per esempio in Medio Oriente, oppure posso credere che lo Stato è laico e non deve occuparsi ad esempio di sfera religiosa. Il fatto che io abbia tanti ordinamenti giuridici fa sì che io abbia che cosa? La comunità internazionale, formata da tanti stati che si caratterizzano per ordinamenti giuridici diversi, sono organizzati in modo diverso. Tenete presente che nel sistema del diritto internazionale vale un principio che è il principio dell'eguaglianza sovrana, per cui tutti gli ordinamenti giuridici si riconoscono come uguali e aventi pari dignità. E qua uno poi, dopo essersi letto una cosa del genere, si fa una grassa risata, cioè gli Stati Uniti riconoscono la pari dignità agli altri ordinamenti, ma mi faccia piacere. Però in linea teorica sì, in linea teorica siamo organizzati in una comunità che riconosce gli stati come tutti uguali. Ora facciamo un esempio di quanto diverso è avere una regola, diciamo, morale propria e quanto invece l'ordinamento giuridico. Astenersi dal mangiare carne è, per esempio, irrilevante per lo Stato italiano, ma è doveroso per la religione ebraica. Per cui, per quanto riguarda lo Stato, pace. Ma la tua regola religiosa invece ti impone di non farlo. Diverso è lo scioglimento del matrimonio, che è regola giuridica, per cui è consentito nello Stato italiano, ma assolutamente vietato per la Chiesa cattolica, salvo quale caso? Esatto, il fatto di non fare sesso è l'unico motivo per il quale si possa eventualmente chiedere lo scioglimento. Allora, come si risolve il problema quando siamo di fronte, no, a delle regole che sono anche moralmente molto accettate ma che giuridicamente non lo sono affatto o viceversa? Per quanto riguarda la dogmatica, diciamo, giuridica, si fa solo riferimento all'ordinamento dato e si dice quali sono le regole in quell'ordinamento, applico quelle regole. Perché lo dico? Perché il concetto di giusto o sbagliato appartiene alla sfera morale, se ci pensate, no? Mentre il concetto di giustizia in termini, diciamo, tecnici è tutt'altro, è il rispetto delle procedure. La giustizia, ad esempio, all'interno di un processo non è sovrapponibile al nostro concetto di giusto, sono due cose diverse. La giustizia accertata in un processo è quella che è stata accertata seguendo le regole procedurali di quel processo. Il risultato finale potrebbe essere percepito come assolutamente ingiusto dal punto di vista morale, ma dal punto di vista delle regole giustizia è stata fatta, perché l'unica cosa che io considero è il rispetto delle regole, ovvero delle procedure. Ora,
il diritto pubblico e il diritto costituzionale si applicano, cioè si occupano proprio di fare che cosa? Di riconoscere le norme che sono applicabili in un ordinamento. Come lo fa? Attraverso uno sguardo a come è organizzato quell'ordinamento stesso. La Costituzione, nel nostro caso, che cosa fa? Definisce proprio i caratteri essenziali dell'ordinamento giuridico italiano. Per esempio, abbiamo visto l'Italia è una repubblica democratica che garantisce che cosa? I diritti inviolabili dell'uomo e danno al nostro Stato un'organizzazione tipica che è quella democratica. La Costituzione riconosce appunto anche il principio pluralista, quello per cui gli individui non solo si tutelano tutti gli individui, ma anche le formazioni sociali di cui essi fanno parte. La regola giuridica è una regola che prescrive sostanzialmente una determinata condotta, un determinato comportamento e lo disciplina. Solitamente le norme giuridiche si rifanno a un principio, cioè dietro una norma c'è un principio. Io qui vi ho messo l'esempio del furto. Il principio qual è? Non si ruba, è proibito rubare, no? Detto così, è un principio, è teorico, non trova applicazione. La norma, invece, la regola giuridica che ne consegue, chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione. Questa è la regola, da dove viene? Dal principio. In un ordinamento come il nostro, dove c'è un'organizzazione in cui al vertice abbiamo la Costituzione, le regole che sono prodotte ad esempio dal nostro Parlamento si rifanno a determinati principi e quando non si rifanno a quei principi sono incostituzionali, per cui quando poi passano al vaglio di costituzionalità, se ci arrivano, a quel punto vengono dichiarate incostituzionali. Qui parlano, scusi, di cosa mobile. Chi si impossessa di cosa mobile altrui. Cosa mobile sono i Che telefonini. se fissa non vale. È diversa, perché in quel caso se parliamo ad esempio, io non ti posso rubare casa, la posso occupare, ok? Per cui la cosa mobile è intesa come cosa che si può sottrarre. Io un fondo non te lo posso portare via, un campo, una casa non te le posso portare via, una macchina, un telefonino, qualsiasi altra cosa invece la posso sottrarre. Facciamo appunto la differenza tra quelle che possono essere i principi e le regole. Se io dico il contratto va interpretato secondo buona fede, è un principio o una regola? È un principio. Se io dico che il Presidente della Repubblica è eletto per 7 anni, è un principio o una regola? È una regola. Se io dico che la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari al telescopio, è un principio o una regola? È sempre un principio, bravo, io sarei molto più bravi degli studenti dell'università. Ora, quando parliamo appunto di principi e di regole, possiamo benissimo avere un principio da cui discendono più regole, non necessariamente a un principio corrisponde una sola regola. Per cui ad esempio quando parlo di Italia come Repubblica Democratica, da quel principio discendono delle regole di organizzazione della Repubblica, come per esempio sono elettori tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età, articolo 48. La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale. Queste regole costituzionali si rifanno a un principio, che è quello per cui la Repubblica è una Repubblica democratica. La stessa cosa, sono elettori tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età, il sistema di elezione dei consiglieri regionali e via discorrendo. Il principio è sempre quello, Repubblica democratica. Le regole adesso si conformano. Come chiamiamo noi la regola giuridica, la chiamiamo norma, ma quando noi diciamo norma giuridica spesso non sappiamo qual è il vero significato di quella parola, cioè norma giuridica, perché non sappiamo che quando chiamiamo una regola norma giuridica non stiamo soltanto parlando della regola, ma stiamo parlando anche dell'interpretazione che di quella regola si dà. Ora cerchiamo di capire. Allora, com'è fatta una regola giuridica? Una regola giuridica è fatta da una disposizione. Che cos'è la disposizione? L'insieme di parole, lettere, le virgole, che sono dentro una regola. Quella è la disposizione. Che cosa fa la disposizione?
descrive una ipotesi. L'ipotesi in questo caso noi la chiamiamo fattispecie. L'ipotesi astratta, perché non si è mica verificata, no? Prendiamo l'esempio del furto. La disposizione è: chiunque si possessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Questa è la disposizione, l'insieme delle parole. Che cosa fa questa disposizione? Identifica un'ipotesi, l'ipotesi di Tizio che va vicino a Caio e gli prende il cellulare. Questa è l'ipotesi. Non parla però di cellulare, non parla di Tizio, non parla di Caio, perché siccome è un'ipotesi astratta, identifica un ipotetico comportamento molto genericamente. Per cui la disposizione è l'insieme delle parole che descrivono la fattispecie, l'ipotesi. Ma la norma è qualcosa di diverso. La norma è il significato che io do a quelle parole. Perché il significato che io do alle parole può cambiare in ragione di che cosa? E della situazione e del momento storico. Se io mi fermo al dato letterale, cioè se io mi fermo alla disposizione e mi leggo l'articolo 2 della Costituzione, la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, per cui donne con buona pace non avete diritti. No, quella è la disposizione, parla di uomo, e uno potrebbe dire: se il Costituente avesse voluto avrebbe messo uomini e donne, non l'ha detto, e per cui uomo. In realtà non è così, noi sappiamo che non è così perché si va oltre la disposizione nel momento in cui si interpreta la regola, e la norma è proprio quello, è la sintesi tra le parole e l'attività intellettuale umana, per cui l'interpretazione che io do di quelle parole. Ma prendiamo l'esempio del furto: chiunque si impossessa della cosa mobile altrui. Qual è qui l'elemento, se volete, dirimente di questa disposizione? Qui ci deve essere una forma mentis, che è quella di trarne profitto per sé o per altri. È importante in questo senso guardare alla disposizione e anche alla norma, cioè a ciò che essa identifica, perché provate a pensare: il soggetto che si avvicina al banco della verdura e non mangia da mesi e vuole soltanto mangiare qualcosa perché sta morendo, si è impossessato della cosa mobile altrui per trarre profitto per sé o per altri? Viva Dio, no? Ok? È un atto di necessità, proprio perché atto di necessità non ricade all'interno di quella norma giuridica, perché la norma giuridica in questo caso descrive un comportamento preciso nell'attività interpretativa. Io che cosa voglio sanzionare? Il comportamento di colui che vuol far profitto, denaro, nel momento in cui compie atto antigiuridico, quello di sottrarre la cosa ad altri. Ma se quel comportamento non è finalizzato a quello scopo, no. Se io però mi soffermassi soltanto alla parte, diciamo, della disposizione, oddio, se ti hai fame mangi, sempre un profitto tuo, no, ma non è esattamente così, proprio perché la norma è, diciamo, è il significato, arrivo subito, che io do alla disposizione. Io, non io come cittadino, ma gli operatori del diritto, in questo caso i giudici. Prego. In questo contesto anche l'occupazione, ad esempio, delle case che assistiamo potrebbe rientrare, cioè potrebbe essere autorizzata proprio per una necessità personale? Allora, ove vi sia lo stato di necessità, questo può accadere, tanto è vero che è molto difficile, per esempio, liberarsi dell'inquilino che occupa, no, l'abitazione. Ora, quello è un caso particolare e anche particolarmente odioso per certi versi, perché, per esempio, vi sono casi, no, dell'anziano che va in ospedale, sta via 20 giorni, torna alla casa occupata. Però lì quello che accade è proprio, si verifica uno stato di necessità, la famiglia che ha occupato è in uno stato di necessità, e dunque anche chi è chiamato, diciamo, a far rispettare le regole si trova di fronte a una situazione emblematica: da un lato soggetto senza più abitazione, che dunque ha necessità di un'abitazione, e soggetti che hanno la stessa necessità, che hanno commesso un abuso,
ma ormai, e in questo l'ordinamento ha fatto una scelta che non attiene tanto al diritto pubblico ma alla sfera del diritto privato, ma che è quello di tutelare le situazioni di fatto. Se tu ti occupi, sei tu il tutelato. È una scelta che si è fatta non è per... giustizia, Non è giustizia in senso morale, però in realtà il fatto di tutelare le situazioni di fatto risponde a un'esigenza che è tipica del diritto privato, abbastanza complessa, per cui non vi tedierò, ma che ha a che fare con la certezza dei rapporti giuridici. Facciamo un esempio, vi faccio un altro esempio che, se volete, riguarda alla lontana però la stessa cosa. Se io compro questo telefonino da lei che lo ha rubato e per cui me lo vende a 30 euro, so benissimo che costa molto di più, ma non so che lei lo ha rubato. Lei me lo vende in modo del tutto illegittimo perché non è suo, però io lo compro in modo legittimo. Arriva il proprietario, non può chiedere i danni a me, perché io non ero tenuto a saperlo, ma soprattutto perché io l'ho comprato pagandolo, cioè corrispondendo a un prezzo. In questo caso la norma tutela me, che ho acquistato, che non potevo sapere, anche se ci pensate in termini di giustizia dice no, devi dare il telefonino, è mio. No. Certezza dei rapporti giuridici. Te la prendi con chi ha rubato. Ma in questo caso, quando rubavano gli autorali, anche chi lo comprava era tenuto a... No, allora, c'è una differenza. Allora, se io compro, io vi ho fatto un esempio ipotetico, diciamo paradossale. È chiaro che se io compro un telefonino che costa 1.000 euro, 30 euro, la domanda me la devo porre, cioè sono in cattiva fede. Però se in realtà il prezzo è un prezzo congruo, per cui me lo vendi, che ne so, a quel 30% in meno, perché mi racconti che l'hai usato e non lo vuoi più, io non sono tenuto a verificare, perché non c'è un registro di proprietà. Non è che vado da un notaio e devo fare il passaggio, sono cose mobili che si trasferiscono. Prego. Io ho ricevuto una volta da Vladimir per questa cosa. In che senso? E lui ha preteso da me lo contenuto di acquisto. Io avevo comprato un autorama da un amico, avevo pagato normalmente, solo lui ha preteso da me la prova d'acquisto. Ma io non so quale titolo, con tutta onestà. Oppure ho perso un giorno di lavoro quella volta. Lui mi ha costretto a procurarmi la prova del documento dove avevo comprato l'autorama. però io non avevo perché l'avevo comprato da un amico. Vi dico che di questo resto molto perplesso rispetto a questa cosa, perché la costretta cosa vuol dire? Hai detto lo devi portare? Dovevo portare il documento da questo giorno dopo in caserma. Se no? Esatto, il punto è... mi ha detto se no io la denuncio perché la citazione è peggio del furto. Sì, il punto è che dovevano verificare che è una minaccia, per l'amor di Dio, di fronte a una minaccia del genere un cittadino magari si dissente e dice oddio, però la verità è denunciavi per ricettazione, poi dimostra che io sono un soggetto che sta ricettando. Che se hai 18 anni... chiaro. Questo però serve conoscere le regole del diritto anche, no? Per cui di fronte a una richiesta che è del tutto immotivata si risponde pace. E comunque gliel'ho portato di più. Ecco bene, per cui è stato in grado di dimostrare. Ora, forse eravamo anche in una situazione, se ci pensate anche lì, era probabilmente un momento storico dove si rubavano effettivamente un bel po' di questa tipologia di prodotto, per cui magari c'era anche un'attenzione particolare. Detto questo, non vi era alcuna necessità, anche perché per quanto ne poteva sapere il soggetto, in questo caso carabiniere, poteva averlo anche ricevuto in regalo, per cui viva Dio, non vedo per quale motivo io debba giustificare le cose che porto con me, dimostra eventualmente che io ho commesso reato, a quel punto ne parliamo. Ora, quando parliamo in linea di massima dei criteri generali, no, di una norma giuridica, diciamo che la norma è generale, vale per tutti, salvo deroghe, è impersonale, non è rivolta a un soggetto, a meno che non ti chiami Silvio Berlusconi, allora lì diventa diverso, ma speriamo che sia finita, no? È astratta perché non ci parla di fatti concreti, ma ci parla di ipotesi che si potrebbero verificare, ed è ripetibile, nel senso che tutte le volte che quella condotta si verifica applico quella stessa norma. Che uno rubi un telefonino, che rubi il gin al supermercato perché vuole far festa la sera, si applica sempre la stessa fattispecie astratta. Salvo interpretazioni o no? Salvo interpretazioni. La norma giuridica è dunque una norma generale ed astratta che è prescrittiva, cioè prevede sanzioni,
ed è prodotta secondo procedure apposite. Ogni ordinamento identifica i soggetti che possono porre in essere le norme. È importante, è estremamente importante, giustamente lo diceva adesso il Signore, cosa? Il ruolo dell'interprete. Perché? Perché un interprete può effettivamente differenziare molto rispetto all'applicazione di una norma. Perché? Perché se da un lato io ho la cosiddetta fattispecie astratta, cioè l'ipotesi che viene disegnata da quell'insieme di parole che compongono la regola, dall'altro ho la fattispecie concreta, cioè quello che realmente accade. Come faccio ad applicare una norma giuridica? Devo verificare se la fattispecie astratta, cioè l'ipotesi che la norma descrive, è quella che poi si è realizzata davvero. Per cui il furto è l'appropriazione della cosa mobile altrui per trarre profitto? Tizio ha rubato il telefonino di Caio, fattispecie astratta e fattispecie concreta coincidono, applico quella norma. Il problema quando esiste? Quando si verifica una fattispecie concreta e non trovo nessuna fattispecie astratta da applicarci. Gli esempi sono innumerevoli, ma giusto per farne uno concretissimo, le nuove tecnologie hanno posto, no, questo problema. Per cui una volta che ne so, mi offendevi attraverso Facebook, se non c'era la norma non succedeva che. Oggi si sta pensando a regolamentare, addirittura in Germania l'hanno fatto molto seriamente, no? Il discorso odioso su Facebook, tu fai un discorso odioso e lì immediatamente si applica la sanzione a chi gestisce il social se non la rimuove immediatamente. È molto discutibile il come applicheranno quella norma, ma il punto è stanno cercando di elaborare delle norme per fattispecie che prima non esistevano e dunque non erano disciplinate. Esempi di fattispecie astratta, perché la fattispecie astratta è molto importante. Io quindi ho messo l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori com'era e com'è. Adesso è ancora un po' cambiato in realtà, ma vi ho messo soltanto la modifica attuata da il ministro dalla lacrima facile. Allora, lo Statuto dei lavoratori, se non dico mai i nomi perché non vorrei mai beccarmi la denuncia, per cui uno poi se vuole. Ora, l'articolo 18, per come era stato formulato dopo anni di battaglie, prevedeva che cosa di fatto? La possibilità per il lavoratore che fosse stato licenziato senza giusta causa di essere anche reintegrato nel posto di lavoro. La cosiddetta tutela reale. Perdo il posto di lavoro ingiustamente, me lo ridai. Punto. Oggi la disposizione è cambiata, cioè l'insieme delle parole che compongono quell'articolo è profondamente cambiata e ci dice che cosa? Il licenziamento perché discriminatorio allora può portare al reintegro. Che cosa vuol dire? Introducendo quel perché discriminatorio come premessa alla possibilità di attuare la tutela reale, cioè il reintegro, che cosa ho determinato? Ho determinato che la tutela, che prima era molto ampia, si è ridotta a una fattispecie astratta, ben precisa, il licenziamento discriminatorio. Cosa vuol dire, in parole più semplici, che il tuo datore di lavoro quando ti licenzia deve dirti vattene, negraccio, perché non voglio soggetti di colore, vattene brutto ebreo, vattene brutto bengalese, insomma, deve dirtelo magari in presenza di testimoni, per cui deve operare un licenziamento discriminatorio. Ora, a parte che uno deve essere davvero imbecille, no? Per licenziarti davanti a testimoni dicendo vattene via, vero di merda, che oddio, forse nelle aziendine del nord-est può anche succedere, però diciamo che è difficile che accada una cosa del genere. Forse discriminazioni più sottili, tipo donna anche in quel caso però è molto difficile da provare questi licenziamenti di tipo discriminatorio. Perché? Perché non è qualcosa che è immediatamente evidente. Per cui che cosa ha determinato questa modifica, questa aggiunta del perché discriminatorio? Ha determinato che di fatto la tutela reale non si applica più a nessuno. Questo è il punto. E al posto della tutela reale oggi esiste il cosiddetto
cosiddetto indennizzo, che corrisponde a un numero anche abbastanza visibile di mensilità, per cui di fatto quello che il datore di lavoro può fare è oggi licenziarti anche senza giusta causa, perché è difficile provare che il licenziamento è discriminatorio, in particolare non già la discriminazione diretta. Voi sapete la differenza tra discriminazione diretta e discriminazione indiretta? Allora, la discriminazione diretta è quella per cui io direttamente discrimino, o attraverso dei fatti, per cui, non so, dico qualcosa, o attraverso un atto. Se io dico che sui treni esistono vagoni per bianchi e vagoni per neri, discriminazione diretta, no? Cioè sto identificando attraverso un atto che sto differenziando, discriminando. La discriminazione diretta è qualcosa di molto più subdolo e diverso, perché è un atto o una condotta che a prima vista è totalmente neutra, ma che in realtà produce effetti discriminatori. Vi faccio un esempio. Poniamo che un determinato ordinamento, questo è peraltro un caso accaduto realmente in Germania, poniamo che un determinato ordinamento preveda la leva militare solo per i soggetti di sesso maschile e che in quell'ordinamento venga adottata una norma giuridica che prevede che per poter partecipare al concorso, ovvero alla selezione per diventare magistrato, si debba produrre un certificato di aver assolto la leva. Non c'è niente di discriminatorio. Lì per lì, pace, la norma è neutra. Peccato che quel certificato lo possono produrre soltanto gli appartenenti al genere maschile in un sistema di quel tipo, per cui automaticamente il genere femminile è espunto dalla selezione. La norma non lo dice, non dice che solo i magistrati possono essere solo uomini. È molto più, diciamo, capace di presentarsi neutra, e in realtà non lo è affatto. Oppure vi faccio un altro esempio. Io sono una società di telecomunicazioni molto ampia, statale, vengo venduta a un privato, il quale decide a un certo punto che vuole licenziare buona parte dei disabili. Mica li può licenziare i disabili, anche politicamente scomodo, no? Non si fa. Allora cosa fai? Crei delle società sorelle nelle quali tu delocalizzi il servizio svolto da questi soggetti e poi fai fallire queste società. Mica le hai licenziate, e mica hai licenziato solo i disabili, sono fallite le società. Ora capite che è difficilissimo dimostrare anche in quel caso la discriminazione, ma è discriminazione indiretta, però non è palesata, è nascosta dietro altre condotte che però producono lo stesso risultato. È peraltro la discriminazione indiretta una di quelle forme odiose di discriminazione con le quali si combatte più spesso, perché non è facile da dimostrare, richiede uno sforzo e intellettuale ma anche di produzione di prove molto molto più oneroso. Ora, quando parliamo di interpretazione, per cui parliamo di norma giuridica, parliamo dell'importanza e del significato che si dà alle parole, cioè alla disposizione, parliamo appunto di interpretazione. Come si interpretano le norme giuridiche? Ce lo dice l'articolo 12 delle preleggi del codice civile. Se voi prendete un codice civile e lo aprite, prima degli articoli del codice ci sono le preleggi e ci dice che nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, sia riguardo delle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento. Con questo articolo si è di fatto si sono create le categorie dell'interpretazione. Per cui io posso avere la cosiddetta interpretazione letterale, per cui prendo le parole per come sono scritte. Punto. Quelle sono le parole, questo è quello che voleva dire il legislatore. A volte funziona peggio. Pensate appunto ai diritti inviolabili dell'uomo. Se mi fermo alle parole c'è qualche problema per uno di due generi. Poi c'è la cosiddetta interpretazione logica, cioè vado a vedere in che quadro è inserita quella norma.
allora l'articolo 2, che parla dei diritti dell'uomo, precede l'articolo 3, che parla di eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, razza e quant'altro. Per cui in una lettura logica non è che posso dire solo l'uomo, no? Poi c'è l'interpretazione sistematica, che fa riferimento a tutto, diciamo, il contesto delle altre norme in cui è quella norma inserita e mi aiuta a comprendere meglio quello che il legislatore voleva dire. Poi c'è la cosiddetta interpretazione dottrinale, cioè quella che danno gli studiosi del diritto, che spesso vale come due di coppe quando va a spade, ma delle volte può essere utile. Cioè, può essere utile per noi che studiamo questa materia scrivere di queste norme, perché che cosa speriamo? Speriamo che ci leggano i giudici e che i giudici magari traggano ispirazione da quanto abbiamo elaborato e decidano di cambiare orientamento. Poi c'è la cosiddetta interpretazione giurisprudenziale, che è, se volete, quella che interessa di più da un punto di vista pragmatico. Perché come i giudici interpretano le norme, e dunque io so che se, diciamo, realizzo una condotta e mi trovo di fronte a un giudice, se quel caso è stato deciso sempre in un certo modo, verrà deciso probabilmente nello stesso modo. L'interpretazione giurisprudenziale è quella che mi permette di prevedere, diciamo, il risultato finale rispetto all'esercizio della giurisdizione, perché i giudici hanno già deciso così in un numero elevato di casi, mi aspetto che decidano così di nuovo. E poi c'è la cosiddetta interpretazione autentica, molto rara, ma è quella per cui il legislatore stesso, cioè chi ha posto le norme, spiega come devono essere interpretate. È raro che il legislatore lo faccia, a volte lo fa, in particolare quando elabora norme che sono particolarmente scritte male o complesse e per cui risultano di difficile interpretazione. Allora il legislatore elabora un'altra norma con la quale spiega la norma precedente. Se volete, spesso questa azione di interpretazione è svolta dai cosiddetti decreti attuativi, no? Norma in cui disciplino il tutto e poi arrivano i decreti attuativi, le circolari ministeriali che spiegano come devo interpretare quella norma lì. Perché? Perché non è scritta in modo tale che sia inequivoca. E nel nostro paese è spesso il caso. Le circolari non hanno valore legale, però servono per ricostruire l'intenzione del legislatore. Per cui io, se vi ricordate, che cosa dice a un certo punto? Non solo la connessione delle parole, ma anche l'intenzione del legislatore. Ora, come faccio a sapere qual è l'intenzione del legislatore? Ho due vie. O mi vado a guardare i lavori preparatori, per cui cosa hanno discusso questi in commissione quando approvavano quelle norme, le relazioni associate a quella norma in particolare, e capire che cosa volevano dire, dove volevano arrivare, no? O mi rifaccio a, per esempio, la circolare ministeriale che mi spiega come dovrebbe essere interpretata, per cui lo stesso organo che l'ha promossa, pensiamo al ministro dell'istruzione, mi dice anche: guarda che io intendevo questa cosa qui, ok? Se poi non basta, si può procedere attraverso l'elaborazione di una nuova norma con interpretazione autentica. Prego. Curiosità, ma è solo il nostro ordinamento che prevede sempre questi decreti attuativi, cioè invece ci sono altri ordinamenti dove il legislatore scrive subito la norma completa, bene, no? Perché poi tutto proliferare di normativa è quello che poi... No, il punto qual è? Che sostanzialmente il legislatore inteso come aula parlamentare elabora la norma, diciamo, in linea generale. Poi ci si rifà ai cosiddetti regolamenti, per cui si aspettano i decreti ministeriali, perché di solito chi scrive invece i regolamenti sono tecnici, per cui tendono ad andare con norme di dettaglio che poi siano realmente funzionali. Questa è linea teorica, poi a volte anche i decreti attuativi lasciano un po' a desiderare. Ma diciamo che nel nostro paese quello che il problema non è determinato dal ricorso ai decreti attuativi, cosa normalissima, utilizzare l'attività del regolamento per disciplinare i dettagli. Il problema è il ritardo con cui vengono elaborati. Per cui ho una norma, che ne so, io penso alla riforma Gelmini, di cui ancora oggi alcuni decreti attuativi mancano, per cui parti di quella riforma non sono attuate perché
mancano i decreti attuativi, mancano le regole di dettaglio. Tra le interpretazioni posso riconoscere anche la cosiddetta interpretazione estensiva e la cosiddetta interpretazione restrittiva. L'interpretazione estensiva ci dice che cosa? Che il legislatore voleva dire di più, l'interpretazione restrittiva ci dice invece che il legislatore non voleva spingersi fino a. Io qua avevo messo l'esempio, qui c'è il simbolo in cui sto signore ha il cane al guinzaglio, no? Ora, vale solo per i cani o se io mi so il porcello domestico me lo posso portare tranquillamente al parco senza guinzaglio? No, anche il porcellone deve andare con il guinzaglio. Stessa cosa per tutti gli altri animali. Dico il porcellone perché ho visto un servizio su MTV poco tempo fa in cui c'era questo maiale che se lo portava per la città e tutti urlavano dietro guarda un futuro prosciutto. Vabbè, detto questo, in ogni caso la gente è cinica, poi guarda, io sono vegetariano per cui non lo dica mai, io non lo toccherei mai. Ora, il punto qual è? In questo caso la norma, il regolamento, perché probabilmente qua siamo nell'alveo dei regolamenti comunali, ha identificato il guinzaglio e hanno messo il simbolo del cane, ma in realtà si vuole intendere tutti gli animali che vengono eventualmente introdotti. La stessa cosa vale nel momento in cui io mi trovo di fronte a questo cartello sempre all'interno di un parco che identifica di fatto il fatto che i veicoli non possono entrare nel parco, ma veicoli sono tutti veicoli o alcuni veicoli, cioè se io entro col triciclo di mio figlio è un veicolo, ecco, ma voglio dire, ma in ogni caso però non posso entrarsi neanche con una moto, no? Per cui probabilmente ciò che il legislatore voleva dire era non si entra con i veicoli a motore, cioè non si deve mettere in pericolo l'incolumità, non certamente il triciclo o la bicicletta restano fuori, specialmente se portate a mano, no? Per cui anche in questo caso chi è chiamato a applicare poi le norme, in questo caso il giudice o l'operatore che in quel caso è chiamato a farle rispettare, dovrà tenere conto di qual era lo scopo della regola stessa. Però sembra più estensiva anche questa che restrittiva. Ah, oddio. Cioè, alcuni aspetti estensivi, alcuni aspetti. Dipende chiaramente da come io la interpreto, però diciamo che se la regola fosse non entrano veicoli nel parco, dare come estendere il significato di veicolo a bicicletta o triciclo mi sembra francamente un po' irragionevole. Voleva dire, prego? No. Rispetto al simbolo sembra particolarmente evidente, certo. Però partiamo dalla regola astratta del nessun veicolo dentro il parco, forse è più probabile che l'interpretazione da adottare in quel caso sia di tipo restrittivo. Ora, quali sono le interpretazioni che creano maggiori, difficoltà? Quella nell'essere comprese da chi non mastica le regole, l'interpretazione logica, quella sistematica e quella estensivo-restrittiva, perché per renderla però più semplice, mentre l'interpretazione logica risponde alla domanda qual è lo scopo, perché il legislatore ha adottato quella norma, l'interpretazione sistematica invece, la domanda che dobbiamo farci è ma qual è il contesto, cioè, perché è stata elaborata in quel contesto lì, mentre quella estensivo-restrittiva ha a che fare con il significato stesso, cioè l'obiettivo da raggiungere è quale? Perché se l'obiettivo da raggiungere è salvare l'incolumità di coloro che passeggiano per il parco, ci sta che le macchine non possano entrare, ma il triciclo di un bambino sì. L'analogia è un altro metodo che viene utilizzato per fare che cosa? Per risolvere un caso che non è disciplinato dalla legge, cioè una fattispecie concreta che non trova una fattispecie astratta predeterminata, ma lo devo risolvere lo stesso. Qual è però il limite all'analogia? Io posso fare riferimento ad altri casi, facciamo un esempio banale, io chiedo il risarcimento perché è stato utilizzato il mezzo social in modo, a mio avviso improprio, per un danno di immagine, ma non c'è una norma sul danno di immagine, però ce n'è una simile che riguarda la diffamazione a mezzo stampa. A quel punto in sede risarcitoria civile io potrò
utilizzare come metodo quello dell'analogia, cioè dire vabbè, il legislatore per quanto riguarda la tutela dell'immagine utilizza quelle norme lì. Se non ce n'è una per questo caso concreto qui, che però non è descritto da nessuna norma giuridica reale, posso prendere quello come esempio. Bene chiaro, in un contesto come un procedimento civile dove si tratta di risarcimenti. Non vale invece in un contesto come quello penale, cioè quello dove arriva una sanzione che è privativa per esempio della libertà. In quel caso lì c'è il divieto assoluto di analogia. Ma in questo esempio il fatto appunto che non sia previsto dalla norma, dalla legge, il reato di diffamazione su Facebook, automaticamente non diventa un reato, cioè comunque il reato che è per ma infatti lei può chiedere un risarcimento in sede civile, dove non si parla di reati, no? Ma solo di danno. Ma non può invece chiedere l'incriminazione, perché in questo caso la Costituzione è chiarissima, l'articolo 25 cosa dice? Nessuno può essere distolto dal giudice naturale, nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Perché secondo voi la Costituzione ha messo questo principio, che è un principio di buon senso, proprio in Costituzione ha voluto metterlo? Il Costituente ha detto meglio scriverlo che... Perché con una nuova norma potrai andare a salvaguardare a penalizzare più che altro. Questo è il problema, cioè il terrore. Può salvare. Però il problema non è tanto quello, il problema è il terrore successivo, perché se io, che ne so, mi sono iscritto al partito X, operazione perfettamente legale, e subito dopo la mia iscrizione c'è una norma che dice che quel partito è illegale, chiunque ne fa parte ha commesso un reato, io non posso essere punito in quel momento perché non ne sapevo nulla, non sapevo che fosse un reato, dunque ho agito in buona fede, eventualmente chiederò la disiscrizione successivamente, ma non posso essere punito per un'azione che ho commesso prima che la legge penale entrasse in vigore, perché altrimenti si vive nel terrore. Il ricorso poi ai principi generali dell'ordinamento è proprio l'ultima risorsa, cioè non trovo nessun caso analogo mai risolto. Non c'è una norma disponibile, non so che cosa fare e utilizzo i principi generali dell'ordinamento, che è una bella locuzione molto ampia che permette al giudice di utilizzare un po' un approccio creativo, no? Perché? Perché negli ordinamenti contemporanei esiste il divieto di non liquid, cioè il divieto di non dare giustizia dicendo semplicemente non mi è chiaro cosa devo fare, il giudice non può risponderti, non mi è chiaro cosa devo fare. Che cosa vuol dire fare ricorso ai principi dell'ordinamento? Vuol dire cercare di capire, in assenza di qualsiasi riferimento, come l'ordinamento, se ci fosse una norma, l'avrebbe formulata. Faccio un esempio molto concreto. Avete mai sentito parlare del caso Englaro? Di Luana Englaro, ragazza che insomma... No? Bene. Tutti lo conoscete o qualcuno lo conosce? Ok, molto velocemente. Ragazza di 17 anni fa un incidente, rimane in coma irreversibile e il padre opera una scelta che molti di noi probabilmente non avrebbero mai operato, cioè quella di dire io non parlo col medico e gli dico guarda sai che c'è tra noi due, stacca le macchine e la situazione è finita. No, decide di ricorrere a un giudice per farsi autorizzare a interrompere la terapia che la sosteneva in vita, sostanzialmente attraverso il sondino nasogastrico, e si vede rifiutare per 10 anni, anzi di più, 17 anni, 17 anni, nel 97, tanti anni, non ricordo adesso di preciso, comunque per molti anni si vede insomma rifiutare dai giudici l'autorizzazione a staccare il sondino nasogastrico, fino a che nel 2007 a un certo punto la Cassazione, nell'ennesimo ricorso, arriva a sentenza, elaborando una sentenza che, se voi andate a leggere nella sua parte finale, nel dispositivo della sentenza è scritto praticamente il comma di una legge, perché la Cassazione dice benissimo, se io prendo a riferimento la Convenzione di Oviedo, i principi costituzionali che riguardano il diritto alla salute e il diritto anche a rifiutare un trattamento sanitario, se guardo al codice deontologico medico, non posso che arrivare alla conclusione che da un lato il sondino nasogastrico è trattamento sanitario, dall'altro
che il soggetto in questione, attraverso le testimonianze ricostruite di amici e parenti, non voleva più essere sottoposta a quel trattamento sanitario in caso si verificasse, come nel caso di specie, il tono abilitativo. La Cassazione, per arrivare a quella decisione che autorizza di fatto al distaccamento del soggetto gastrico, utilizza i principi generali dell'ordinamento, non solo italiano, ma attraverso anche l'utilizzo di convenzioni internazionali. Perché? Perché nel nostro paese non c'è una legge sul fine vita, per cui non vi era la possibilità di trovare alcuna norma che ci riportasse al caso concreto. Anzi, se volete, c'è una norma totalmente contrastante che è quella del divieto rispetto al suicidio assistito, per cui la Cassazione si è mossa veramente in modo creativo da un lato, ma anche insomma molto arduo, no? Nel cercare di creare una fattispecie che si applicasse solo al caso di Eluana, anche perché quella sentenza vale solo per quel caso lì. Per intenderci è quel famoso caso per cui non appena la Cassazione elabora il dispositivo, che cosa fa il Governo della Repubblica? Elabora un decreto legge, perché c'era il foglio di Giuliano Ferrara, no? Continuava a dire ma no, poverina è ancora viva, potrebbe addirittura avere figli, sciocchezza inimmaginabile, e sotto una certa pressione mediatica il governo di allora elaborò un decreto legge. Fortunatamente, tra i pochissimi atti di cui si ricorda positivamente l'ex Presidente della Repubblica, l'ex Presidente si rifiutò di controfirmare il decreto, perché disse non vi è alcuna urgenza, perché dovrei firmare un decreto legge che è provvedimento urgente per risolvere un caso pendente da più di 10 anni e il Parlamento in 10 anni non ha mai lavorato una norma sul fine vita, non c'è nessuna urgenza. E fortunatamente fu poi lasciata insomma alla famiglia la possibilità di dare seguito alla sentenza, che non fu nemmeno poi applicata nella regione in cui si trovava Eluana in quel momento, cioè la Lombardia, ma si dovette spostare la ragazza in Friuli perché la regione Lombardia, nessun ospedale della regione Lombardia si prestò a dare seguito a una sentenza della Cassazione. Detto questo, quando parliamo di norme giuridiche parliamo anche di concetti come efficacia e inefficacia. Prego. Quindi praticamente è come se avesse creato un precedente e potrebbe essere usato poi No. In questo caso, dato che noi non siamo in un sistema da precedente vincolante, in questo caso la Cassazione ha deciso per quel caso concreto lì. Ma potrebbe essere usato come analogia. In questo caso sì, però è anche vero che se si legge il dispositivo della sentenza Englaro è scritto in modo tale per cui valga veramente solo per quel caso. La Cassazione è stata molto attenta in questo, nel chiarire che quel dispositivo valeva per quel caso concreto, perché c'erano delle caratteristiche uniche per le quali non si poteva che decidere in quel modo, ed è un modo che ha utilizzato la Cassazione per non invadere una sfera di competenza che era quella del legislatore, cioè dire io ho deciso il caso concreto ma non crea un nuovo diritto, perché non sono deputata a questo, ed effettivamente il potere giudiziario non dovrebbe produrre nuove norme, no? Dovrebbe attenersi a un altro potere dello Stato che è il potere legislativo. Poi, prego. Sempre su questa cosa vorrei chiedere questo. Lei diceva che le strutture lombarde si sono rifiutate di applicare la sentenza della Cassazione, ma è possibile una cosa di questo genere? Allora, ecco, qui siamo nella slide giusta, efficace, inefficace, valido, invalido, annullabile, annullato. Allora, ci sono norme giuridiche che possono essere perfettamente valide cosa vuol dire? Che sono state prodotte nel modo giusto, seguendo il procedimento. Di solito quando una norma giuridica è valida è anche efficace, cioè produce degli effetti nell'ordinamento. Capita però che vengano prodotte norme che sono assolutamente valide, o come nel dispositivo di una sentenza, un dispositivo assolutamente valido, ma che sia inefficace. Inefficace perché chi è chiamato, per esempio, ad attuare, a dar seguito alla norma, non lo fa, si rifiuta di farlo, omette di farlo. In questo caso non è perseguibile. È perseguibile, è un'azione omissiva. Il punto è che devi iniziare una causa per obbligare il soggetto che dovrebbe dar seguito alla decisione a dar seguito alla decisione, ma nel frattempo la norma rimane. I medici obiettori della morte sono tra questi? Allora, è un po' diversa la situazione del medico obiettore. A parte che, perdonatemi, però io non chiamerei il medico che si rifiuta di praticare l'aborto un obiettore di coscienza, non lo è affatto. Perché? Permettetemi di spiegarvi questo concetto.
L'obiezione di coscienza è quella formula per cui io soggetto ho una morale talmente forte, ho un credo talmente forte, che sono disposto a pagare le conseguenze che l'ordinamento pone rispetto a una condotta di tipo omissivo. L'esempio che storicamente noi conosciamo nel nostro ordinamento era il servizio militare obbligatorio, per cui chi non voleva fare militare finiva in galera, non c'era ancora il servizio civile, per cui chi non voleva imbracciare un'arma era talmente convinto del suo pacifismo che pagava il prezzo che l'ordinamento assegnava a una condotta difforme. Quella è l'obiezione di coscienza. Pago rispetto alla mia regola morale. È talmente forte la regola morale che addirittura subisco le conseguenze di quella condotta. L'obiezione di coscienza è un'altra cosa nel sistema della 194, perché è autorizzato a farlo. Non c'è nessuna conseguenza disciplinare, non c'è nessuna sanzione di tipo collegata a un'azione omissiva, ma è un diritto che il medico, in questo caso autodefinitosi obiettore, ha. Io non voglio praticare l'aborto. Pace, la norma lo prevede, che obiezione è? Non paghi nessuna conseguenza. Si chiamano obiettori, permettetemi di dire, più per una questione quasi scusante ideologica, perché francamente obiettori del che? Gli obiettori sono quelli che lo praticano. A parte i giornalisti, ma gli obiettori, semmai nel nostro ordinamento, sono quelli che praticano l'aborto, perché su 10 medici, ginecologi ospedalieri, 9 non praticano l'aborto. E quell'uno che lo pratica, sì, ci sono regioni, come la regione Puglia l'ha fatto 3 anni fa, hanno dovuto bandire posti per i ginecologi stabilendo nel bando, e il bando fu impugnato ma la Corte Costituzionale lo ritenne legittimo, stabilendo nel bando che non potevano presentarsi medici obiettori, perché non ce ne sono nelle strutture. C'è un soggetto che vuole praticare l'aborto, non lo può praticare perché non trova una struttura che glielo faccia praticare. Il che, se permettete, in un ordinamento che quel diritto lo prevede, è impensabile, no? Io, con la buona pace di tutti, però se un diritto nell'ordinamento c'è, l'ordinamento deve garantirlo, altrimenti togliamolo come diritto. Detto questo, appunto, esiste questa possibilità e è molto importante capire la differenza tra efficace e inefficace, valido e invalido, perché una norma appunto può essere assolutamente valida, cioè prodotta secondo le regole per produrla, ed essere efficace, per cui produrre effetti giuridici, oppure può essere valida ma inefficace. Inefficace lo può essere o per l'inerzia dell'operatore che è chiamato ad applicare la norma, oppure per una cosa ancora più semplice: la norma è stata abrogata, c'è una norma successiva, lo vedremo fra un po', ma in quel caso lì la vecchia norma non è che è invalida, semplicemente perde di efficacia, lo vedremo meglio per risulta più chiaro. Così come è diverso annullabilità da nullità. Quando un atto è annullabile vuol dire che io posso chiedere l'annullamento e da quel momento in poi non produce più effetti. Diverso è quando un atto è nullo, cioè non deve esistere. A quel punto devo ripristinare le condizioni che c'erano prima che l'atto fosse adottato. Pensate al decreto legge che decade dopo 60 giorni. Se non viene convertito in legge si deve ritornare alla situazione di partenza, salvo poi la Costituzione stessa prevedere che il Parlamento può elaborare una legge sanatoria per evitare appunto che si torni al ripristino della situazione precedente. Ora, quando parliamo di fonti del diritto, parliamo di che cosa? Di ogni atto o fatto che l'ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche, cioè a innovare lo stesso ordinamento. La Costituzione, nel nostro caso, è la fonte del diritto, la massima fonte del diritto, sia di produzione che sulla produzione. Di produzione vuol dire che è in grado, no, di identificare determinate, produce proprio delle norme, la Costituzione, no, che sono anche direttamente applicabili, e sulla produzione perché ci dice come gli organi costituzionali devono produrre quelle norme.
Esempio, la Costituzione ci dice che una legge ordinaria è approvata dal Parlamento, ovvero da una Camera e poi dall'altra nel medesimo testo. È la Costituzione che ci dice come il Parlamento approva, no? Le leggi ordinarie. In questo è fonte sulla produzione, cioè su come si fanno le norme. Ora, fonte sulla produzione vuol dire che cosa sostanzialmente? Che la Costituzione ci dice chi sono i soggetti titolari del potere normativo, per esempio il Parlamento, per esempio il governo in alcune circostanze, quali sono i tipi di atti normativi, il fatto che ci siano degli atti che chiamiamo leggi, degli atti che chiamiamo decreti legge, il fatto che ci sono degli altri atti che chiamiamo decreti legislativi, altri atti che chiamiamo regolamenti, e poi i procedimenti di formazione. Come si fanno? Perché la cosa, diciamo, se volete, più complessa a chi non è molto addentro alla materia giuridica è cercare di capire che cosa? Che quando mi trovo di fronte a un foglio con delle regole, che si chiami decreto legge, decreto legislativo, regolamento o legge, a me cittadino cambia poco, no? Delle regole le devo rispettare. Ma per capire se quelle regole sono state scritte nel modo corretto, per cui se sono effettivamente valide o se invece sono invalide, per cui annullabili, devo capire dove sono inserite quelle regole. Sono inserite in una legge, in un decreto legge, in un decreto legislativo, sono un regolamento, perché in base a come sono state prodotte, da chi sono state prodotte, posso valutare se quelle regole sono legittime o illegittime, se potevano esserci o no nell'ordinamento. Per cui da un punto di vista, diciamo, dell'efficacia, io devo comunque seguire le regole. Ma quando so da chi sono state prodotte e come, posso capire se c'è qualche problema ed eventualmente oppormi. Ora, la Costituzione identifica le fonti primarie, e per fonti primarie, poi lo vedremo, ma noi intendiamo sostanzialmente la legge ordinaria, le leggi costituzionali, i decreti legge e i decreti legislativi. Stabilisce appunto quali sono i principali processi di produzione del diritto e soprattutto ci dice anche che le fonti del diritto, nel senso le fonti primarie, sono un sistema chiuso, ci sono quelle sono le fonti, legge, decreto legislativo, regolamenti, basta. Non tutto può essere atto normativo e non tutti i procedimenti sono validi, ce ne sono alcuni. Poi ci sono anche, diciamo, le cosiddette fonti di cognizione. Io vi uso queste espressioni perché delle volte vengono usate giusto perché possiate diventare anche familiari. Fonte di cognizione non è altro che quel documento che rende note le norme giuridiche. Esempio per tutti la Gazzetta Ufficiale. La Gazzetta Ufficiale è una fonte di cognizione perché permette a me, cittadino, di avere cognizione che sono state elaborate nuove norme, le trovo lì. In questo è la massima fonte di cognizione. Ne esiste un'altra, se volete, di fonte di cognizione, per noi almeno altre due, che sono il bollettino regionale, ma anche il bollettino dell'Unione Europea, dove vengono scritti i nuovi regolamenti e le nuove direttive. Sono fonti di cognizione perché mi danno la possibilità di riconoscere che delle nuove norme sono state elaborate. Poi ci sono appunto le fonti di produzione. Le fonti di produzione sono quegli atti appunto che sono idonei a portare nuove regole, la legge ordinaria, il decreto legge, il decreto legislativo, sono fonti di produzione perché dentro queste fonti troviamo le nuove regole. Le fonti sulla produzione, la Costituzione. Pensate ad esempio all'articolo 77 che ci dice cosa succede quando il governo adotta un decreto legge, per esempio. Oppure le fonti atipiche, che sono quelle fonti che hanno, diciamo, una competenza talmente specializzata, come le leggi di approvazione del bilancio, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati, che hanno la forma, diciamo, dal punto di vista formale della legge, ma sono qualcosa di completamente diverso, seguono dei procedimenti molto diversi, però esistono nel nostro ordinamento. Ora, quando parliamo di fonti normative, facciamo pausa, si
Sì, dai, facciamo una pausa così respiriamo un po'. Sono le 11, facciamo 10 minuti, dopo ripartiamo. Volevo dirvi che poi le slide ve le giro via mail. Allora, stavamo parlando di come sono fatte le norme giuridiche, se sono capace di farlo partire di nuovo. Ok. Allora, quando parliamo di fonti normative parliamo o di fonti atto o di fonti fatto. Le fonti atto che cosa sono? Fogli di carta dove ci sono le regole. Ok? Pragmatico, il bel foglio di carta o il PDF che mi scarico con le regole sopra. Quella è una bella fonte atto, perché è un atto giuridico, tanto è vero che solitamente ha un nome iuris, si dice, cioè ha proprio un nome, legge, decreto legislativo, c'è scritto. Se voi trovate L. è legge, se voi trovate L.R. legge regionale, se voi trovate invece DLGS, decreto legislativo, DL, decreto legge. Per cui quello è il nome. Che cosa ci dice quel nome? Qual è il procedimento che ha portato alla sua formazione e anche l'autorità che lo ha emanato. Come è strutturato di solito un atto giuridico? Un atto giuridico, cioè un foglio di carta con delle regole, di solito ha una sua intitolazione e poi ha una serie di articoli. Gli articoli poi hanno una cosiddetta rubrica che non è altro che il titoletto dell'articolo. Io vi ho messo un articolo del codice penale, 624, e poi è diviso in commi, cioè piccoli paragrafi che identificano o la fattispecie o diverse fattispecie o delle specificazioni della stessa fattispecie. Ora, solitamente un atto normativo comprensibile è un atto formato da diversi articoli che hanno i loro commi. Spesso invece cosa ci troviamo davanti? Ci troviamo davanti a atti normativi che hanno un articolo e 570 commi, il che di solito non è molto utile alla comprensione del testo, perché via Dio 570 commi sono difficili da affrontare. Detto questo, però, sono tecniche, diciamo, di normazione che ormai hanno preso, diciamo, come forma quella prevalente, e dunque noi sappiamo che ne so, la legge di bilancio è articolo 1, 680 commi. E uno dice: ma come mai non potete dividerlo in diversi articoli che specificano meglio? No, non si può fare. Per la chiarezza non si può fare. Le fonti fatto invece non sono, lo dice la parola stessa, un atto, cioè non sono un documento di carta, ma è qualcosa che esiste, cioè sono regole che esistono al di là del fatto che siano state trasposte su un documento scritto che è valido per il nostro ordinamento giuridico. Che cosa voglio dire? Fonti fatto, la fonte fatto per eccellenza che si insegna a scuola ma che ormai di fatto non esiste più, è la consuetudine, cioè gli usi, quei comportamenti, quelle condotte che i cittadini portano avanti anche se non sono disciplinati da alcuna regola scritta. Facciamo un esempio, ed è tipico delle comunità montane. Se c'è un bosco che per tradizione è sempre stato terra comune, dove tutti vanno a farsi legna un certo periodo dell'anno per un certo ammontare, quella non è una regola scritta da nessuna parte, magari non c'è un regolamento comunale che disciplina quell'uso, quella consuetudine, eppure è ritenuta da tutti come una regola vincolante, per il solo fatto che quella condotta è stata portata avanti così per secoli. Ma in realtà le fonti fatto che più rilevano, per cui fonti, regole giuridiche che non sono scritte in un atto tipico del nostro ordinamento, ma di un altro, sono le norme di diritto internazionale e di diritto internazionale privato e quelle dell'Unione Europea. Le norme dell'Unione Europea non sono norme del nostro ordinamento, sono di un ordinamento internazionale, fuori dall'ordinamento, eppure le rispettiamo. Per noi sono regole che vanno rispettate. Non sono però fonti atto, nel senso che non sono prodotte attraverso gli atti del nostro ordinamento, appartengono a un altro ordinamento, un regolamento comunitario, un regolamento della Commissione che noi rispettiamo, per cui lo consideriamo come un fatto giuridicamente vincolante, ma che formalmente non è stato prodotto da nessuno
degli organi costituzionali deputati alla normazione. Stessa cosa vale per le norme di diritto internazionale privato. Mi sposo a Las Vegas, torno in Italia, sono sposato, anche se non ho mai celebrato il matrimonio secondo le regole del diritto italiano. Ma il diritto italiano in questo caso riconosce quell'atto prodotto all'estero come un fatto, cioè esiste. Ok? Capisco che sia un po'. Dovrebbero essere recepite nel nostro ordinamento le norme? Non necessariamente. Allora, non necessariamente perché il regolamento comunitario non ha bisogno di nessun atto di recepimento. È prevalente in pratica. Esatto, per cui ne prendiamo atto. Il solo fatto di esistere impone per noi delle regole. Però, prego. Quindi se l'Europa dice per assurdo dovete mangiare fagioli, dobbiamo mangiare fagioli? No, perché non ha competenza sul decidere che cosa dobbiamo mangiare, nel senso che l'Unione Europea ha delle competenze che sono specifiche, ma sono limitate, per cui ha degli ambiti di competenza molto limitata e oltre quegli ambiti, e lo dico proprio con estrema chiarezza e lucidità, ha delle competenze limitate l'Unione. Spesso viene usata, diciamo, come un bel alibi perfetto per la classe politica, ma le competenze. Esatto, la famosa frase ce lo chiede l'Europa. L'Europa, insomma, o ce lo impone l'Europa. O ce lo impone l'Europa, però ecco, la smentita più evidente a questo ce lo chiede o ce lo impone l'Europa è data dall'osservazione di altri ordinamenti a cui sembra non chiedere le stesse cose, per cui se lo chiedesse a tutti, tutti farebbero le stesse scelte di politica interna, ma non tutti le fanno, dunque questo vuol dire che forse non chiede, che ci sono sicuramente dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione, ma sono vincoli che poi gli Stati decidono di, diciamo, modulare secondo quelle che possono essere anche le esigenze del momento. E soprattutto, ripeto, le competenze dell'Unione sono competenze che sono scritte e limitate ad alcuni ambiti. Sicuramente l'ambito economico è un ambito di competenza dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il mercato della concorrenza. Certamente l'Unione non potrebbe mai imporci quello che possiamo o non possiamo mangiare o quello che possiamo o non possiamo fare, proprio perché ricordiamoci che sì, apparteniamo a un'organizzazione internazionale più ampia come l'Unione, ma la nostra Costituzione resta comunque sempre la fonte primaria. Prego. Però se passa il CETA, sì. Allora, posto che nel momento in cui ci si vincola con qualsiasi trattato internazionale si decide, diciamo, volontariamente di assumere determinate condotte, ma non c'è nulla di inevitabile, cioè a un trattato si può aderire, da un trattato si può anche decidere di uscire. Vi faccio un esempio, no? C'è confusione su queste cose, c'è molta confusione, c'è questa sorta di spinta verso l'inevitabile, come se qualcosa fosse, no, una volta successo, no, non è così. Vi faccio un esempio attualissimo ed è una cosa di cui io devo dire, a cui io guardo con molto sospetto. Avrete sentito tutti in questi giorni grande polemica, in particolare del movimento politico a cui fate parte, in cui si è detto attacca la democrazia, golpe, oddio hanno messo la fiducia, non si può fare, è incostituzionale, la fiducia non si può mettere. Assolutamente una serie di sciocchezze che fanno rabbrividire, ma che soprattutto tendono a far passare un messaggio molto pericoloso. Punto 1, non è assolutamente vero che non si può porre la questione di fiducia su una legge elettorale, non è scritto da nessuna parte in Costituzione. Lo vedremo, l'articolo 72,4 prevede che alcune materie vengano discusse dall'Assemblea nella sua totalità, ma non c'è scritto da nessuna parte. E ricordiamoci quanto ci siamo detti. Il primo articolo della Costituzione che cosa dice rispetto alla sovranità? Che si esercita nei limiti e nelle forme stabilite dalla Costituzione. Se la Costituzione non pone divieti, nessuno può dire che è incostituzionale. Vi è una questione di opportunità politica, certamente, e quella è la questione, ma non è un attacco alla democrazia o un gesto incostituzionale, è una questione politica grande come una casa, che va certamente discussa, ma dire che il governo ha posto la questione di fiducia, ergo il provvedimento passerà, vuol dire, perché questo è l'implicito, che i parlamentari non hanno il diritto di votare contro. I parlamentari, pure con la questione di fiducia, hanno il diritto, e a volte anche un dovere, se volete morale, di votare contro e sfiduciare il governo. E laddove votino contro e sfiduciano il governo non accade nulla di nuovo all'orizzonte, è già successo. Non so se ve lo ricordate, ma proprio nel 2007 Romano Prodi andò al Senato e disse: adesso mi dovete votare contro la fiducia. Pose la questione di fiducia, Rifondazione più Ludeo, mi pare, votarono contro e quel governo finì.
Cioè, porre la fiducia è sicuramente un gesto politico forte, ma non è illegittimo e non impone alcunché ai parlamentari che si prendono la responsabilità di votare quel provvedimento. Quando si dice il governo ha messo la fiducia e dunque ha blindato il provvedimento, si deresponsabilizza chi? Il parlamentare, che sembra quasi obbligato a votare sì. Assolutamente no. Di fatto è così, non è così. È teoricamente, ma non è vero, perché nella storia repubblicana, le ripeto, per quanto riguarda il governo Prodi, votarono tranquillamente contro con voto palese. Quell'occasione storica lì probabilmente sì, ma adesso secondo me è un'altra occasione storica. Però mi permetto di dirle, guardi, il secondo me, in un contesto come quello dell'ordinamento, vale tanto quanto, nel senso, quelle sono le regole. Responsabilità morale. Allora, ripeto, rimaniamo al dato tecnico, non al dato politico. Il dato tecnico è quello per cui il parlamentare, anche con questioni di fiducia, può votare contro. Se decide di non farlo, rimane responsabile, non è il governo che è responsabile per la scelta dei parlamentari, e soprattutto siamo nell'alveo delle scelte, ripeto, che possono attenere all'inopportunità politica, ma non sono incostituzionali. Dirlo, ripeto, crea molta confusione. Ma sarebbe stato il massimo in questo caso che il governo fosse caduto? Se avessimo probabilmente una classe politica più responsabile, avremmo avuto un governo dimissionario, anche perché, ricordatevi, anche questa è un'altra cosa importante, bisogna cercare di capire come si arriva alla questione di fiducia. La questione di fiducia, il governo arriva nel momento in cui vi è una frizione parlamentare, tale per cui il governo dice ricompattiamo le truppe, mettiamo la fiducia. Ma, ripeto, le truppe potevano non ricompattarsi, punto uno. Punto secondo, non si può nemmeno dire, perché a rigor di logica, che è un provvedimento, per esempio, antidemocratico, nel momento in cui c'è un amplissimo arco parlamentare che ha votato, ieri si è votato con voto segreto il voto finale, e si pensava che mancassero l'appello 100 voti, ne sono mancati 25, a dire che le forze politiche lungi dall'essere distanti da questo provvedimento. Poi, anche qui non confondiamo i livelli, è un provvedimento che ha dei profili di incostituzionalità, certamente sì, è una legge palesemente incostituzionale perché non rispetta nessuno di quelli che erano i suggerimenti provenuti dalla consulta, delle due sentenze che hanno colpito due leggi elettorali consecutive, ma questo è un altro discorso. Non ha niente a che fare con la dinamica di lavoro parlamentare. A difesa dei nostri rappresentanti, questi sono i nostri rappresentanti, e non sono così stupidi come gli altri, neanche poco informati. Mi sembra che l'appunto che sia stato fatto è sul tipo di norma che era incostituzionale, non che fosse incostituzionale porre la fiducia. I nostri lo sanno bene che era possibile. Ma io ho sentito tante porre dichiarazioni. la fiducia è stata votata ovviamente perché dall'altra parte non è che siano liberi i rappresentanti degli altri partiti. Io le dico, su questo, se parliamo della norma, certamente sì. Le dico però che trovo contestabili le censure per le quali, ad esempio, si è detto che porre la fiducia era una sorta di golpe piuttosto che un attentato alla democrazia. Cioè questo è fuori contesto e rischia di creare solo una confusione tale per cui non si parla poi del merito, che è la norma, quella sì che crea dei dubbi enormi, ma non solo per le modalità con cui è stata approvata, poteva essere approvata anche tranquillamente da un Parlamento ad amplissima maggioranza, il fatto rimane, è una norma che presenta dei profili di incostituzionalità evidenti, non così nascosti, sono profili di incostituzionalità evidenti e probabilmente i tempi ci spiegano il perché. Averla approvata di dosso delle elezioni vuol dire non permettere alla Corte Costituzionale di poterla censurare prima, chiaro. Però abbiamo la possibilità che il Presidente non la firmi. È una possibilità remota, ma anche perché il Presidente della Repubblica, laddove non firmasse una norma come questa, votata da una maggioranza così ampia, sarebbe egli stesso in una situazione molto scomoda, perché potrebbe essere addirittura accusato di tradimento. Insomma, la Costituzione prevede che tu le firmi le norme, se ritieni che c'è un profilo palese di incostituzionalità la rimandi indietro alle Camere, ma se te la riapprovano la devi firmare. Prego. Scusi, però resta un problema di opportunità. Assolutamente sì, grande, grandissimo. La fiducia sulla legge elettorale è stata posta
alcune circostanze molto Però vede, siamo di nuovo a quel punto lì, Siamo cioè leggi a scelta opportunità politica, ma io sono d'accordo, il punto è non confondiamo i livelli. Un conto è l'opportunità politica, possiamo discutere, io posso essere d'accordo con lei, le dirò di più, rilancio dicendo il Consiglio d'Europa, che è il massimo organo per la tutela dei diritti fondamentali in Europa, ha detto chiaramente che leggi sensibili come leggi di riforma elettorale non si fanno a un anno dalle elezioni, a un anno, non a mesi, a un anno, perché si dice sono quelle leggi che sono più vicine alla Costituzione, perché prevedono che cosa? I meccanismi di funzionamento di una democrazia. Però questo, ripeto, ha a che fare con le argomentazioni di tipo politiche, che possono essere enormi, ma se ci fermiamo al dato tecnico, sostenere golpe sono delle sciocchezze che tendono a creare confusione e non fanno emergere il vero problema, che è quello dell'opportunità. Per cui uno dice, ma io lo voglio votare o no? Di nuovo, quel mio rappresentante che ha votato quella norma e non è stato obbligato da nessuno, perché vi ripeto, la fiducia non obbliga, politicamente blinda, ma i parlamentari restano liberissimi di votare contro. Detto ciò, tornando a noi, cosa succede se l'ordinamento giuridico italiano vuole recepire, ecco quello che dicevamo prima rispetto alle norme di diritto internazionale, le norme esterne? Lo può fare in due modi, ci sono due tecniche di rinvio, il rinvio fisso e il rinvio mobile. Il rinvio fisso è quando io firmo un trattato, mi impegno a rispettare quelle regole. Quando io firmo un trattato, di solito il Parlamento elabora che cosa? L'ordine di esecuzione, c'è una legge che dà atto al trattato. Da quel momento in poi il trattato cosa diventa? Diventa ordinamento interno. Copia e incolli una norma di diritto interno e diventa diritto interno. Il rinvio mobile invece, che è quello dato dall'articolo 10 della nostra Costituzione, che dice che ci si conformano alle regole generalmente riconosciute, è quello per cui non è la necessità di un trattato internazionale dove emergano prassi internazionali. Per cui ad esempio il divieto di tortura è internazionalmente riconosciuto, non dovresti insomma attuare quel tipo di condotta criminale, e magari se proprio ci sei dovresti disciplinarlo nel codice penale, non avere un codice penale che non ne parla, perché è una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta. Ora, perché è importante comprendere le parole efficacia, inefficacia, validità e invalidità? Perché purtroppo, a discapito di quanto si potrebbe pensare, gli ordinamenti giuridici non sono così capaci di essere coerenti con se stessi, mettiamola così. O meglio, avviene spesso che vi siano contraddizioni tra norme giuridiche. I giuristi le chiamano antinomie del diritto, ma si possono semplicemente chiamare delle contraddizioni dell'ordinamento. Cioè l'ordinamento giuridico ha delle contraddizioni. Possono esistere norme che dicono cose diverse e a quel punto bisogna risolverle, perché se ho due norme che dicono cose per esempio opposte, quale applico? Come si fa? Devo trovare dei criteri, cioè chi è chiamato a operare con le regole, in particolare i giudici ma anche altri operatori, dovranno tener conto di alcuni criteri. Ora, uno dei primi criteri a cui fare riferimento quando si parla di norme giuridiche è il criterio cronologico, cioè si dice la legge posteriore abroga la legge anteriore, per cui se io ho due regole giuridiche X e Y, X è del 2000, Y è del 2017, applico quella del 2017. Ma anche se non fa riferimento puntuale alla norma precedente. Dipende, poi lo vedremo. Detto questo, se io ho due norme che disciplinano lo stesso caso in modo diverso, per cui stessa fattispecie astratta, e però hanno due date diverse, io applico quella che ha la data posteriore, perché attuo il principio cronologico. Il principio cronologico, il criterio cronologico, è un criterio, se ci pensate, fisiologico di un ordinamento. È più che legittimo che un ordinamento cambi nel tempo e che si disciplini in modo diverso alcune cose.
proprio perché cambiano le sensibilità. Il livello gerarchico non viene prima di questo. C'è anche il criterio gerarchico. Non è precedente a questo. Non c'è non c'è una scala, sono criteri che possono essere utilizzati in momenti diversi. Il criterio gerarchico viene utilizzato, lo vedremo, quando c'è un contrasto tra una norma inferiore e una norma superiore, ma il criterio cronologico invece viene utilizzato quando non ho il problema di verificare due norme, una superiore e una inferiore, ma due norme che sono sullo stesso livello, per cui la legge X e legge Y, una del 2000, una del 2017. Ma in realtà non è Sì, però in realtà sono criteri che io utilizzo al bisogno, non hanno una successione temporale. Prego. È naturale, che si applichi il criterio cronologico. Assolutamente, molto sì. spesso si fa una confusione, no? Ci sono queste due norme fatte in periodi diversi e ci si trova, quale scegliamo? Quella posteriore, salvo, dopo vedremo alcuni casi, però nel caso in cui noi abbiamo due leggi o due decreti legislativi, uno anteriore e uno posteriore, io terrò come riferimento le regole inserite nell'atto che è stato prodotto posteriormente, utilizzando il criterio cronologico. Anche se non è espressamente dichiarato che la norma posteriore... Assolutamente sì, adesso lo vedremo, perché. Ora, quello che accade è che se io attuo il criterio cronologico, cioè lo rendo un criterio valido, ho l'abrogazione, cioè la norma precedente viene abrogata. Importante, l'abrogazione ha a che fare con l'efficacia della norma, cioè la norma abrogata, in ragione del fatto che ce n'è una nuova, perde la sua efficacia, cioè non trova più attuazione nell'ordinamento, la trova quella nuova. Perché è importante dire che perde l'efficacia ma rimane valida? Perché una norma abrogata non scompare dall'ordinamento, smette solo di avere efficacia. Voi vi direte, vabbè, ma che cavolo è sta cosa, è per giuristi? No, è molto importante, perché che cosa succede se io ho la norma vecchia e la norma nuova? La norma vecchia non perde efficacia perché c'è la norma nuova, e poi arriva una bella sentenza della Corte Costituzionale che annulla la norma nuova. Rimango senza regole? No, la norma vecchia ritorna a essere utilizzata. Per questo la norma vecchia, in caso di abrogazione, non perde la sua validità, non viene annullata, perde solo efficacia. Un'efficacia che perde in ragione della regola nuova. Un esempio abbastanza, se volete, emblematico è stato quello che riguardava le nuove norme sulle droghe pesanti, leggeri, preparate secondo lo schema prodotto all'epoca da Fini Giovanardi in particolare un politico illuminato del nostro secolo, il quale di fatto che cosa fece? Equiparò le due droghe, le droghe pesanti e le droghe leggere, ponendo in una situazione particolarmente delicata coloro i quali erano consumatori di droghe leggere, che venivano trattati alla stregua di spacciatori e per cui erano oggetto di sanzione penale, per cui c'erano anche soggetti in carcere per l'attuazione della Fini Giovanardi. La Fini Giovanardi ha continuato a essere efficace nell'ordinamento fino a 2 anni fa, quando è intervenuta la Corte Costituzionale, l'ha dichiarata incostituzionale non nella sostanza ma per un vizio di forma, cioè è stata prodotta attraverso l'attaccamento della legge di conversione, e solo a quel punto la norma è scomparsa dall'ordinamento e si è ritornati alla norma precedente che distingueva tra le due. Però capite, c'è una norma che era stata abrogata praticamente da 10 anni, è tornata a rivivere nell'ordinamento, perché l'abrogazione non tocca la validità della norma, ma solo la sua capacità di produrre effetti. L'abrogazione è un processo assolutamente fisiologico, no? È normale che negli ordinamenti si producano norme nuove, non proprio normale come nel nostro dove se ne producono anche troppe, però è normale che se ne producano. Ora, perché si dice che l'abrogazione è un fenomeno fisiologico, ma soprattutto l'abrogazione vale per cosa? Per tutti i rapporti nuovi, non per i rapporti vecchi. Che cosa vuol dire? Mi sono iscritto all'università e quando mi sono iscritto c'era un piano di studi con 10 esami.
L'anno dopo cambiano le regole e si decide che non ci sono più 10 esami, ma ce ne sono 25. Cambiano anche per me che mi sono iscritto un anno fa? No, perché l'abrogazione chiaramente funziona dal momento in cui viene applicata, viene formata una nuova norma, di lì in poi per tutti i consociati, ma coloro i quali invece avevano iniziato un rapporto, si chiama rapporto pendente, con la vecchia norma, continuano ad essere soggetti alla vecchia norma. E perché questo? Per il principio della certezza del diritto, se no saremo terrorizzati dal succedersi delle norme, no? Io aderisco a, che ne so, quel corso di laurea perché ci sono quelle regole, poi me le cambiano in corsa e io subisco la modifica. No, non avrei mai pagato la tassa universitaria se l'avessi saputo. Per cui l'abrogazione vale chiaramente per il futuro e non intacca invece i rapporti pendenti, a differenza, lo vedremo, dell'annullamento, che invece ha a che fare anche con i rapporti pendenti. Se io sono sotto processo e deve essere applicata una norma incostituzionale, nel momento in cui la norma viene dichiarata incostituzionale, il processo è finito, proprio perché il rapporto è pendente, ma quella norma è stata annullata, non abrogata. E dei procedimenti che sono stati autorizzati in base a una norma che dopo viene resa incostituzionale. E in quel caso, se la norma è incostituzionale, facciamo un esempio, io sono stato condannato, per cui sentenza passata in giudicato, per un reato che non esiste perché quel reato era incostituzionale, perché la norma era incostituzionale, in quel caso prevale il cosiddetto favor libertatis di scagione. Però il punto è, qui sta proprio la differenza tra l'abrogazione e l'annullamento, mentre l'abrogazione non tocca i casi pendenti, per cui si usano le vecchie regole per coloro i quali hanno iniziato, diciamo, con la vecchia regola. L'annullamento è qualcosa che invece tocca retroattivamente anche i rapporti che possono essere in quel caso chiusi. Io faccio un esempio a livello urbanistico. Abbiamo un piano casa che mi permette di costruire in deroga ai distacchi dei confini. Il Consiglio di Stato ha stabilito che non può essere derogato ai regolamenti comunali, quindi di conseguenza la norma regionale sarebbe incostituzionale, però un sacco di autorizzazioni e permessi rilasciati dove ha autorizzato edifici che di fatto diventano degli abusi edilizi. Esatto, di tipo demolitivo peraltro, perché non è vero demoliti. Lì, allora, se noi stiamo alla regola, nel momento in cui quel provvedimento non poteva essere preso, per cui quell'autorizzazione non poteva essere data, tutto ciò che ne consegue è il ripristino allo stato, diciamo, originale. È vero però che siamo in una fase di annullamento, per cui se per quanto riguarda la regola penale prevale il favor libertatis, per cui si dice fuori colui che è stato, diciamo, condannato con una regola incostituzionale, nel caso di specie io temo che si debba prendere atto del fatto che vi sono ormai delle conseguenze, per cui da lì in quel momento non si potrà più fare, ma ciò che c'è. Quindi la Regione, diciamo, il fatto che abbia ribadito nuovamente una nuova legge regionale, Ma lì bisogna vedere che lo Stato impugnasse la norma. tutto quello che è stato rilasciato, per me è autorizzato, ha fatto bene in questo senso, solo che non potrebbe fare una legge. Allora il punto è che nel momento in cui lo Stato non ha sollevato alcuna questione rispetto alla legge regionale, dubito che ci saranno delle conseguenze sul piano ordinamentale. Perché al momento che lo Stato vada a sollevare qualcosa, vanno da quel momento in poi. Sì, bisogna capire anche che cosa eventualmente poi decide la Corte Costituzionale nel caso di specie, perché se poi la Corte Costituzionale nemmeno la dichiara incostituzionale, non accade nulla. Detto ciò, che cosa vuol dire, giusto per capirci, rapporto pendente? Il rapporto pendente è quel rapporto appunto che sorge dall'applicazione di una regola e che non sia ancora chiuso, per cui processo in corso, un'iscrizione, una prescrizione o decadenza dei termini non è ancora trascorso, insomma, quando la regola continua ancora ad essere applicata perché è ancora in atto la condotta che l'ha generata. Ora, come viene abrogata una legge? Allora, da un lato esiste il cosiddetto parallelismo delle fonti, cioè una legge abroga un'altra legge. Per cui se c'è una legge X e una legge Y, la legge Y che è posteriore abroga la legge X. Il principio anche, si dice, della forza delle fonti, cioè legge, decreto legislativo, sono sullo stesso piano, dunque io posso abrogare una legge attraverso un decreto legislativo,
così come posso abrogarla attraverso un decreto legge. Non è necessario che legge abroga legge, siccome legge, decreto legislativo e decreto legge sono sullo stesso piano, si possono abrogare anche in questo modo. Poi c'è anche il principio del più contiene il meno, che è un principio in cui non mi addentro perché è molto complesso, ma che riguarda invece la sovrapposizione del principio gerarchico e quello cronologico. Ora, come possono essere le tipologie di abrogazione? Espressa, cioè il legislatore scrive la nuova norma e chiude dicendo è abrogata la legge tal dei tali. Non lo fa sempre, non sempre il legislatore si ricorda di dire questa nuova norma abroga le norme precedenti in materia. Quando non lo fa può esserci la cosiddetta abrogazione tacita, cioè nel momento in cui mi trovo di fronte a due norme che disciplinano la stessa materia, ma una è antecedente e una è posteriore, utilizzo quella posteriore, do per scontato che quella precedente sia abrogata. Punto. Oppure, ancora diciamo più evidente, è l'abrogazione implicita. Ho tantissime norme sul funzionamento degli enti locali, ma a un certo punto viene elaborato il testo unico sugli enti locali. È chiaro che io farò riferimento al testo unico, perché è implicito che lì sono raccolte tutte le norme che riguardano gli enti locali. Tutte le altre norme che c'erano prima, numerosissime, abrogate, perché io faccio riferimento al testo unico. Chi è che può sostanzialmente abrogare le norme? È il legislatore che lo può fare, no? Cioè chi pone in essere altre regole. Il giudice però è l'operatore qualificato nell'identificare l'abrogazione, cioè quell'operatore che dice bene, sono chiamato a risolvere questo caso, per questo caso esistono due norme, una antecedente e una posteriore, applico quella posteriore, perché il giudice è idoneo, è l'operatore idoneo a verificare che sia avvenuta l'abrogazione. Scusi, torno un attimino indietro sul testo unico. Siccome mi è capitato più di qualche volta che mi è stato annullato un'autorizzazione citando una legge antecedente al testo unico, perché i regolamenti comunali non sono ancora stati adeguati al testo unico, quindi non fanno riferimento al loro regolamento. Allora, non è esattamente così, è un altro criterio, quello che viene utilizzato, lo vedremo, che si chiama criterio di specialità, per cui si dice, lo vedremo fra poco, ma per anticiparlo, nel momento in cui c'è una norma generale, ma poi c'è una norma speciale, in questo caso un regolamento di dettaglio per esempio, lo so, però in quel caso lì, dopo lo vedremo, se c'è una norma speciale, seguendo il principio di specialità, si dice la norma speciale, cioè che deroga, o è espressamente abrogata, cioè il legislatore dice che è abrogata, oppure si continua a attuare la deroga, perché si chiama principio di specialità. Poi lo vedremo. Quindi fin tanto che il comune non va espressamente ad abrogare, prevale il criterio di specialità. Adeguare i suoi regolamenti, prevale il regolamento suo su. Io non conosco il caso di specie, però esiste appunto questo criterio, poi lo vedremo, che è proprio il criterio per cui si dice se c'è una norma generale ma ci sono delle deroghe, le deroghe devono essere espressamente abrogate, altrimenti le si considera valide. Sì, il criterio di miglior favore per il passaggio di una legge all'altra. Sì, in realtà il regime derogatorio risponde proprio a quell'esigenza. Di solito la deroga è una deroga in tutela di, e per cui si dice se c'è una tutela me la devi abrogare espressamente, altrimenti la considero vigente. Poi comunque la vedremo. Ora, classificazione gerarchica, come diceva prima il vostro collega. Un criterio è sicuramente il criterio cronologico, ma c'è un altro criterio nel nostro ordinamento importantissimo che è il criterio gerarchico, cioè devo verificare se la norma che sto osservando rispetta quelle di rango superiore. Facciamo un esempio. Come si può produrre una nuova legge? Basta che la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica approvino ambedue lo stesso testo e quella legge è approvata, giusto? Che cosa succede se attraverso questo procedimento le Camere decidono di approvare una bella nuova legge in cui si dice che nella scuola primaria non sono ammessi i bambini di colore? L'ha approvata, perfetta, la procedura è stata
seguita alla lettera, per cui formalmente la norma è, proceduralmente diciamo, la norma è stata perfezionata nel modo corretto. Peccato che la legge non può contrastare con una fonte di rango superiore che è la Costituzione, e dato che l'articolo 3 impone al legislatore di rispettare il principio di eguaglianza, una legge anche formalmente prodotta in modo diciamo idoneo, con una procedura corretta, che non rispetti l'articolo 3 è incostituzionale, perché si dice in questo caso si utilizza il criterio gerarchico che risponde a questo schema, lo schema dell'organizzazione gerarchica delle fonti del diritto. Le fonti del diritto hanno al loro vertice, arrivo subito, la Costituzione, ovvero le leggi costituzionali e di divisione, sotto ci sono le fonti primarie, legge dello Stato, legge regionale, referendum abrogativo, decreto legislativo, decreto legge, tutti insieme prendiamo la stessa forza. Fonti secondarie come i regolamenti e la consuetudine. Vi ho messo da parte il diritto diciamo dell'UE, ve l'ho messo in mezzo quasi, perché i regolamenti dell'Unione Europea hanno effetto diretto, nel senso che si applicano direttamente nel nostro ordinamento, e le nostre leggi vengono disapplicate nel momento in cui il regolamento le diciamo sostituisce, dunque hanno una forza diciamo maggiore rispetto alle nostre leggi, negli ambiti di competenza dell'Unione, per cui all'interno della gerarchia le mettiamo in between, si dice, cioè tra la Costituzione e le fonti primarie. Ora, perché vengono messe così nella scala? Si utilizza il cosiddetto principio della resistenza, cioè si dice quanto fa in soldoni, quanto facile è modificare queste fonti? Beh, modificare la Costituzione è difficile, ci vuole la doppia votazione, a distanza non meno di 3 mesi tra una e l'altra, nella seconda votazione devi raggiungere almeno la maggioranza assoluta, insomma il procedimento è gravoso. Apro e chiudo una parentesi, vi ricordate tutta la retorica dell'anno scorso sul referendum costituzionale, oddio se non modifichiamo la Costituzione adesso non la si potranno più fare? È una cavolata, ma perché? Perché è vero che è un procedimento gravoso, ma mi assicuro che modificare la Costituzione italiana è infinitamente più semplice che modificare altre Costituzioni. Faccio un esempio: in altri ordinamenti è previsto che dopo la prima approvazione da entrambe le Camere bisogna sciogliere le Camere, andare ad elezioni e le nuove Camere devono rivotare la riforma, cioè terribilmente più complicato. Noi abbiamo solo l'aggravio della doppia votazione, con anche numericamente l'aggravio della maggioranza assoluta in seconda votazione. Detto questo, la Costituzione la poniamo al vertice perché è difficile da modificare, mentre la legge, i decreti legge, i decreti legislativi non sono difficili da modificare, perché per approvare un'altra legge basta il voto a maggioranza semplice di ambedue le Camere e posso modificare quante leggi voglio. Per approvare un decreto legge sappiamo bene quanto facile è nel nostro paese nonostante i vincoli posti dalla Costituzione, e per il decreto legislativo vale la stessa cosa, cioè sono facili tra virgolette da modificare. Arrivo subito alla nozione di fatto. I regolamenti vengono posti sotto perché? Perché si dice che i regolamenti debbono rispettare la legge. E perché li debbono rispettare? Perché i regolamenti sono quei provvedimenti, cioè quelle regole, che vengono posti in essere da chi? Da autorità amministrative, non da assemblee elettive. Ed essendo autorità amministrative, ben capite che per tutelare i cittadini dall'arbitrio di autorità amministrative si dice sì, tu puoi porre in essere delle regole regolamentari, ma devi tenere conto della legge. Faccio un piccolo esempio molto pragmatico. State andando al mare, prendete questa strada che è bella sgombra, non c'è neanche una macchina, perché sono le 4 del pomeriggio, avete deciso di andarci tardi, ma state andando a 60 all'ora, vi becca l'autovelox perché c'è il limite 30. Non mica centro abitato, cioè non c'è una casa neanche a vedere. Allora dici, ma come mai c'è il centro abitato? Allora scrive il comune di competenza e dici no, scusami, ma il codice della strada, che è legge dello Stato, dice che il centro abitato è laddove vi siano almeno 5 abitazioni in un arco geografico ben preciso. Dove sono passato io non c'è neanche una di abitazione, perché con Google Earth c'è il nulla assoluto, mi spieghi come hai fatto a mettere il centro abitato e il comune ti risponde annullandoti la sanzione.
tu lì capisci quanto vale la regola della gerarchia. Se era una norma dello Stato che dice chiaramente come si identificano a livello regolamentare i centri abitati, beh, non è che il comune può fare quel che vuole. Se lo fa e contraddice la norma statale, in questo caso la legge, quel provvedimento è un provvedimento che può essere annullato. La stessa cosa vale per le consuetudini, che però, come dicevamo prima, ormai praticamente non esistono più, perché nel paese si tende a normare qualsiasi cosa, almeno attraverso il regolamento. Però, per esempio, se vi fosse un'antica consuetudine per cui tutti vanno nel bosco a prendere la legna in un determinato periodo storico, cioè periodo dell'anno, se intervenisse anche solo un regolamento comunale nel disciplinare come quando si va, quella consuetudine scompare, cede il passo, perché il regolamento è superiore alla consuetudine. Per un secondo, prego, fare una domanda. Sì, i tempi per approvare la legge di questo, che tempi ci sono? In che senso, mi scusi? Nel senso, faccio un esempio, per approvare la legge sui vaccini, quanto tempo ci vuole? Il tempo è... Sì, nel senso, il tempo di approvazione di una Nel senso legge... che poi c'è il ricorso perché si capisce che è anticostituzionale, perché tempi ci sono? No, allora sono due cose diverse. Nel senso, per la successione delle norme, cioè per approvare nuove norme, il tempo va dalle 48 ore, perché questo è stato scientificamente, il nostro Parlamento è stato in grado anche di approvare norme in 48 ore, per cui da 48 ore, in particolare quelle che hanno a che fare con il finanziamento pubblico dei partiti, però dalle 48 ore ai 1200 giorni, dipende dall'interesse delle Camere. Per cui questo per approvare nuove norme. Quello che dice lei è un'altra cosa, cioè viene approvata una nuova norma, a quel punto qualcuno fa ricorso di fronte alla Corte Costituzionale perché ritiene leso un diritto attraverso, lo vedremo, però deve esserci un processo, insomma è particolare il meccanismo con cui si arriva, noi non possiamo andare direttamente di fronte alla Corte, e lì dipende da quando la Corte calendarizza la questione, per cui la Corte può dire la calendarizzo subito, oppure può fare, come ha fatto peraltro con la legge elettorale, e decidere di posticipare la decisione in attesa, nelle more dei lavori parlamentari, cioè aspettare che magari il Parlamento ci metta una pezza prima, se poi non lo fa, decide lei stessa. Comunque, prego. Io rientro sul discorso di regolamento. Se l'amministrazione non va a aggiornare i regolamenti, faccio proprio un esempio in maniera che cerchiamo di capire. La legge regionale prevedeva per i nuovi piani di attuazione la verifica che uno doveva avere almeno il 75% delle proprietà. Sì. Dopodiché hanno inserito che oltre a questo bisognava avere anche il 51% allora 75% della superficie, 51% della proprietà, del valore determinato sui valori catastali. Il comune non ha mai aggiornato questa cosa, quindi guarda solo il 75% della superficie. Noi abbiamo tentato un'azione per fermare un piano urbanistico dove ci dicono ma il nostro regolamento è rispettato. Noi diciamo no, guarda che la legge regionale che è prevalente però tu non rispetti. Allora, in questo caso è chiaro che si dovrebbe fare un ricorso al TAR e capire che cosa decide il TAR in questi termini, cioè per esempio potrebbe dichiarare quel regolamento un regolamento che non rispetta in questo caso una fonte superiore. Per cui... Sì, ma ci sono dei tempi entro cui, perché la legge che stabilisce questo è del 2004, in 13 anni un comune grosso non l'ha ancora cambiato, assolutamente. No, perché sotto questo profilo, a meno che appunto non vi sia una data di scadenza prevista dalla legge, cioè che la legge non dica avete tempo 5 anni, 6 anni, 7 anni, 8 anni, 10 anni, altrimenti scatta il potere sostitutivo, per cui io, organo che non avrebbe competenza nella materia comunale, mi sostituisco adesso perché c'è omissione, lì no, si rimane nelle more della legge finché qualcuno non fa il corso. Però il punto è il comportamento, diciamo, omissivo, e per cui eventualmente l'intervento di tipo sostitutivo vi è solo se la legge prevede una data entro la quale poi decorrono i termini per adeguarsi. Quindi diciamo adesso che stanno formulando la nuova legge regionale dobbiamo dire ai nostri di puntare che diano un termine entro Sì, perché a quel punto io so che ogni comune ha un termine che può essere 5 anni, 10 anni per aggiornare il suo regolamento. Ove non lo faccia scatta la possibilità di essere sostituiti in quello. Perché? Perché solitamente chi elabora, diciamo, norme generali e dopo delega al soggetto di grado inferiore il dettaglio,
solitamente dà anche un tempo per l'adeguamento, altrimenti scatta la sostituzione, per cui elaboro io per te. Detto questo, il criterio gerarchico è appunto un altro dei criteri che risolve le contraddizioni tra le norme, ma non ha più a che fare con la perdita di efficacia, ma ha a che fare con la perdita di validità. Perché quando una norma viene annullata, quella norma scompare dall'ordinamento, non esiste più. Non è come l'abrogazione, che semmai quella norma può tornare, diciamo, ad essere efficace perché la nuova norma scompare. No, in questo caso con l'annullamento la norma dall'ordinamento viene espunta, perché è una norma che non doveva esistere. Allora, l'annullamento può essere dichiarato o per vizi formali o per vizi sostanziali. Facciamo un esempio: se una legge ordinaria deve essere approvata attraverso il voto di ambedue le Camere e non si può procedere in commissione, poi vedremo come funziona, perché la materia richiede il voto dell'Assemblea. Vogliamo ad esempio la riforma elettorale. Tu la riforma elettorale non te la puoi votare in commissione, la devi votare in Assemblea. Poniamo che invece il Parlamento la approvi in commissione e si arriva alla promulgazione di quella legge. Lì c'è un vizio formale. Non era quello l'iter da doversi seguire, e se c'è un vizio formale, a quel punto tu la puoi dichiarare incostituzionale, cioè la puoi annullare, perché non è stata seguita la procedura idonea a formare quell'atto. Altra cosa sono invece i vizi sostanziali. Ho rispettato la procedura, ma quello che c'è scritto dentro è in conflitto con una norma di grado superiore. Elaboro una nuova norma discriminatoria, è chiaramente in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, lì puoi avere anche seguito l'iter procedurale corretto, ma hai scritto qualcosa che non potevi scrivere, per cui te l'annullo. Altra profonda differenza tra abrogazione e annullamento: l'abrogazione la possono, diciamo, individuare tutti i giudici, no? Che lavorano con le norme. Nel nostro ordinamento invece l'incostituzionalità può essere dichiarata da un solo giudice, la Corte Costituzionale. Quando dico un solo giudice non intendo fisicamente un solo giudice, nel senso sono 15, però la consulta, cioè il giudice delle leggi, è l'unico abilitato. E soprattutto, quando avviene una dichiarazione di incostituzionalità, quella dichiarazione vale spiccia erga omnes, cioè vale per tutti coloro i quali erano soggetti o sono soggetti a quella norma, perché magari hanno un processo in corso, per tutti quella norma non deve essere più applicata. È importante perché è chiaro che se nel mio procedimento viene dichiarata incostituzionale non vale solo per me, ma vale per tutti quelli che hanno un procedimento aperto come il mio. Esempio, abbiamo fatto l'esempio della norma sui vaccini. Io sono un genitore che non vuole far vaccinare il proprio figlio, ritengo che la norma violi i miei diritti, porto il mio caso e di fronte a un giudice, il giudice solleva la questione di legittimità costituzionale, ma non vale mica solo per il mio caso, a quel punto vale per tutti. Se ci sono altri casi aperti che riguardano quella stessa materia, per tutti si applica l'annullamento della norma. Ora, quando parliamo di fonti del diritto c'è anche un'altra possibile classificazione o criterio, che è la classificazione per competenza. Cioè, posto che c'è il criterio cronologico, posto che c'è il criterio gerarchico, esiste anche un altro criterio che è quello della competenza. Perché? Perché, ad esempio, in Costituzione c'è scritto che lo Stato ha competenza in alcune materie e la Regione in altre materie. È scritto nell'articolo 117. Nello stesso articolo 117 c'è scritto che noi dobbiamo adeguarci agli obblighi che derivano dall'appartenenza all'Unione Europea, e per cui c'è un'altra competenza ancora di un'altra entità, che è l'Unione. Tanto è vero che nel nostro ordinamento noi troviamo la legge statale, la legge regionale, ma troviamo anche il diritto dell'Unione Europea. In quel caso differenziamo non per forza, cioè non utilizzando il criterio della forza, della resistenza, il criterio gerarchico, ma utilizziamo il criterio della competenza.
competenza. E questo ha a che fare con la distribuzione del potere. Perché? Perché la nostra Costituzione, proprio perché è pluralista, proprio perché anche l'articolo 5 che prevede il riconoscimento dell'autonomia, ha cercato di distribuire nei livelli il potere normativo, cioè il potere di produrre leggi. Nel nostro ordinamento sta alle regioni, scusate, sta allo Stato e sta alle regioni. E ricordatevelo questo perché non esistono leggi comunali, per esempio. I comuni fanno regolamenti o elaborano comunque norme di natura secondaria. Le leggi le possono fare lo Stato e le regioni nelle rispettive materie di competenza. Ora, quando troviamo il criterio di competenza possiamo, utilizzare due varianti. O utilizziamo la materia, quindi diciamo a chi appartiene questa materia? È materia dello Stato, è materia della regione, è materia dell'Unione Europea. Oppure anche proprio territorialmente definire la competenza, per cui la Regione Veneto avrà pur competenza in la caccia o la pesca, ma solo nei territori della regione. Se volesse disciplinare quanto accade in Toscana non lo potrebbe fare, perché non ha competenza oltre il suo territorio amministrativo. Per cui il criterio della competenza può essere o identificato utilizzando come parametro di riferimento la materia. Se la Regione Veneto volesse cambiare l'ordinamento penitenziario non lo potrebbe fare, perché quella materia entra nelle materie di competenza statale, c'è scritto nell'articolo 117, mentre la Regione ha altre materie di competenza nelle quali non può entrare lo Stato. Ora, detta così sembra bella, facile e limpida. In realtà, dopo la riforma del 2001, quello che è accaduto è che non si capisce mai, in particolare per quanto riguarda le cosiddette materie concorrenti, quanto la competenza statale è ampia nelle cosiddette materie concorrenti, dove dovrebbe dettare solo le linee di principio, o quanto invece è ampia la possibilità delle regioni di dettare regole di dettaglio. Per quanto riguarda, per esempio, la consultazione del 22 ottobre, la materia del contendere all'articolo 116 che prevede che cosa? La possibilità di chiedere maggiore autonomia in quelle materie, quelle concorrenti, nelle quali oggi lo Stato dovrebbe dettare con una legge quadro le linee guida e la Regione invece le regole di dettaglio. Ora, prima di arrivare al criterio di specialità, perché è importante parlare anche del criterio della competenza? Perché il criterio della competenza, in particolare quando si parla di Unione Europea, non determina l'abrogazione di una norma, ma determina solo la sua disapplicazione. Casi in grande, vero? Ma lo rendiamo semplice. Cosa succede se l'Unione Europea elabora un regolamento sulla concorrenza? I regolamenti trovano diretta applicazione nel nostro ordinamento, giusto? Bene, a quel punto i giudici utilizzeranno le regole scritte nel regolamento dell'Unione. Cosa succede? E quella è materia dell'Unione. Cosa succede se il Parlamento impazzisce ed elabora una norma nuova in materia di concorrenza, che non è materia in quel caso del Parlamento della Repubblica? La legge è posteriore rispetto al regolamento. Cosa faccio? Applico la legge? No. Il giudice è tenuto ad applicare il regolamento comunitario, perché è materia di competenza dell'Unione. La legge, anche se posteriore, verrà disapplicata. Ecco perché non si può parlare di abrogazione, perché l'abrogazione è il fenomeno tipico per cui le norme si succedono nel tempo. La disapplicazione invece non ha niente a che fare col tempo. Se lo Stato decide di elaborare una nuova norma su una materia che non è di sua competenza, è come se non l'avesse elaborata. I giudici non ne tengono conto, la disapplicano, sono autorizzati a farlo. Capite che le due cose sono completamente diverse, e questo è, un problema che è stato risolto così negli anni, ma negli anni 50 non era così chiaro. Si diceva: ma se è una materia di competenza dell'Unione e c'è un regolamento, se poi lo Stato elabora una nuova norma, applichiamo la norma dello Stato
o continuiamo ad applicare il regolamento, perché si attua il principio cronologico oppure no, e si decidette insomma di risolverla dicendo no, dovete disapplicare e dovete applicare il diritto dell'Unione, perché il diritto dell'Unione prevale in tutti gli Stati membri e dunque nessuno Stato può andare da solo, se no sarebbe troppo semplice, no? La Commissione elabora un regolamento, poi lo Stato X si sveglia, crea una nuova normativa e si allontana dal regolamento. Non funziona così. Quindi, scusi, Prego. anche l'accordo del CETA non è possibile che uno Stato in questo caso non disconosca un accordo internazionale fatto dalla Comunità Europea. Allora, io non, devo essere onesto, non ricordo esattamente come funziona il CETA, però se non sbaglio è richiesta in quel caso specifico è richiesta la ratifica da parte dei parlamenti nazionali. Allora, siccome non è una norma, quella non è una norma di diritto dell'Unione, nel senso non è un regolamento comunitario, non è che viene elaborato dalla Commissione e trova diretta applicazione, no, deve essere recepita dagli Stati perché è un trattato internazionale. Laddove non ci sia il recepimento da parte del nostro Parlamento, quella norma non trova applicazione. Del CETA però andrebbe approfondito il tema, perché se non ricordo male, ed è qui forse il punto, resta valido o diventa valido laddove si raggiunga un numero minimo di ratifiche, se non sbaglio 22. Cosa vuol dire di fatto? Che se lo ratificano 10 Stati, non è che vale per quei 10, no? Si deve raggiungere quota 22, allora diventa applicativo per 22 Stati però. Comunque io Stato non l'ho ratificato, non trova applicazione. È vero peraltro però che dal punto di vista teorico la vedo molto dura che 22 Stati ratifichino e gli altri 5 no, perché si crede che è un problema nel mercato interno, no? Per cui alcuni prodotti circolano, altri no, secondo le restrizioni sarebbe un bel caos, per cui ho dei dubbi su quello che può accadere. Però appunto il fatto stesso che si richieda il passaggio parlamentare per la ratifica degli Stati fa sì che questo automatismo non ci sia, e per cui vedremo come andrà. Quindi un regolamento nostro, italiano, non potrebbe avere dei parametri più restrittivi rispetto a uno europeo. Adesso penso ad esempio ai FAS. A livello europeo abbiamo dei parametri che sono più permissivi rispetto a quello che nel zona Veneto magari chiediamo per risolvere la questione. Allora, lì è un discorso diverso, perché allora, per quanto riguarda per esempio la tutela, dipende, cioè se lo Stato decide di tutelare maggiormente, cioè ampliare la sfera dei diritti, non c'è problema, l'importante è che non ne faccia meno. Cioè se c'è una tutela europea, diciamo di una certa dimensione, se lo Stato decide di tutelare ancora di più, tanto meglio. Ma questo anche, esatto, non meglio, non può essere più restrittivo nella tutela dei diritti, può essere più, diciamo, garantista. Ma il caso dei PFAS è diverso, perché non ha a che fare con la protezione dei diritti fondamentali tu cure e basta, ha a che fare anche con libertà economiche, nel senso che se l'Unione prevede ad esempio la possibilità di poter potabilizzare l'acqua che ha, non so, 100 mg litro, se tu decidi che il tuo limite è 50, stai dicendo all'azienda eventualmente di potabilizzazione che è fuori mercato. A quel punto bisogna capire se la tua norma di diritto interno che tutela la salute è proporzionale o proporzionata rispetto alla lesione di una libertà economica, perché uno dice sì, ma il regolamento comunitario dice 100, se voi dite 50 impedite a chi sta svolgendo un'attività economica con quell'acqua di poterla fare. Lì bisognerebbe capire in un bilanciamento tra l'interesse di chi vuole tutelare la salute e chi invece è portatore di un interesse economico dove prevale la bilancia. Da capire. Forse da capire anche la domanda che in fondo la tutela della salute è competenza dell'Unione Europea, dello Stato? Allora, la tutela della salute è chiaramente una competenza dello Stato, il punto però qual è? Che avrebbe la prevalenza, in teoria, per il discorso che abbiamo fatto prima. Sì, però il punto qual è? Che nel momento stesso in cui vi è, diciamo, quando si vuole derogare da una norma comunitaria lo si può fare per questioni di ordine pubblico o di salute pubblica. Va chiarito se siamo di fronte a queste due fattispecie, e queste due fattispecie le decide la Corte Europea di Giustizia. È lei che è deputata a decidere questo. È qui che sorge il problema.
vi dirò, non è che ci vada tanto meglio se decide la Corte Costituzionale, perché quando vi fu il famoso caso ILVA, la Procura di Taranto portò il caso di fronte alla Corte Costituzionale, di fatto accusando il Parlamento di aver invaso le prerogative della magistratura, dando di fatto all'ILVA di nuovo la possibilità di produrre. La Corte Costituzionale rispose in una sentenza che è lunghissima, e più la sentenza è lunga più è problematico l'argomento, perché potete i giudici non sanno come venirne fuori, ma in quella sentenza la Corte arriva a dire sì, è vero che c'è un'esigenza di tutela della salute costituzionalmente garantita, sì, è vero che bisogna tutelare l'ambiente che solo pochi anni prima che essa stessa aveva definito bene supremo dell'ordinamento, quasi al vertice anche dei principi fondamentali, ma, dice la Corte, esistono anche delle esigenze di tutela economica come il diritto al lavoro di alcuni soggetti, e in quest'ottica tutti i principi si bilanciano e la conclusione è: con buona pace noi questi li facciamo lavorare lo stesso, no? Perché in un'opera di bilanciamento è prevalso in questo caso anche la tutela dei lavoratori, per cui su questo bisogna capire come troviamo il giudice in quel momento, no? Se è più propenso ad accettare una o l'altra visione rispetto al bilanciamento tra gli interessi contrastanti. Come? In questo caso era la Corte Costituzionale italiana, per cui con tutta onestà, insomma, dipende molto dal momento storico, dal giudice che incontro, insomma. Cioè il bilancio lo decide il giudice in quel momento lì? Il bilanciamento viene deciso dal giudice. Gli interessi contrapposti vengono bilanciati, anche perché, e questo se volete è ragionevole, in qualsiasi sistema costituzionale non esistono principi assoluti, no? Esistono principi che tra loro si bilanciano, per cui non c'è un diritto assoluto alla salute, un diritto assoluto all'ambiente, un diritto assoluto al lavoro. Tutti questi diritti si bilanciano al fine di trovare il giusto, diciamo, bilanciamento. Poi bisogna capire il giudice qua davanti se ha una propensione a bilanciare in un lato o a bilanciare in un altro, insomma, dipende molto da come sono formati poi i collegi giudicanti, no? Vi faccio un esempio banale: quando la Corte Costituzionale si trovò di fronte all'Italicum, noi giuristi non eravamo certi che l'Italicum sarebbe stato censurato. Perché? Perché in Corte Costituzionale da poco era stato nominato giudice costituzionale un professore che aveva scritto un bellissimo articolo su quanto bello era l'Italicum. Lui dice: ma se ha scritto un articolo così bello, magari proprio perché voleva essere nominato giudice costituzionale, magari non ve lo va a giudicare in costituzionale, no? Per cui dipende da come è formata anche la Corte in quel momento. Anche lì bisogna capire il collegio giudicante che linee prende. Una cosa per favore, Prego. magari vado fuori un po' tema, però l'ha nominato. La consulta ha reso incostituzionale l'Italicum. Non in tutte le, non in tutte, in alcune parti. Ecco, lo volete bene. E adesso lo Giatelmo, come ha detto prima, se non ho capito male, è lo stesso incostituzionale. Com'è? Sì, quanto tempo ha la consulta per stabilire che è incostituzionale? È che non ha un tempo. Ma allora questa è stata fatta apposta prima delle elezioni che saranno quelle. Allora, il problema è questo, lo vedremo, però la nostra Corte Costituzionale, a differenza di quanto accade in altri ordinamenti, fa, si dice, un controllo che è di tipo successivo, non preventivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che perché la Corte possa dire la sua sulla legge elettorale, deve accadere che la legge entri in vigore, intanto. Una volta che è entrata in vigore, deve essere sollevata la questione di legittimità costituzionale. Cioè, ci deve essere un processo. Faccio un esempio: con il Porcellum ci fu un processo fittizio, anche molto tirato per i capelli, perché la Corte dovrebbe soltanto giudicare su norme entrate in vigore e già applicate, per cui successivo e concreto dovrebbe essere il controllo, ma insomma si riuscì, prendendo per i capelli e lavorando una bella ordinanza di dimissione, a chiedere alla Corte se era costituzionale o meno. Ma anche in quel caso la legge deve essere entrata in vigore, per cui se non è entrata in vigore non se ne può fare nulla. E nel momento in cui è entrata in vigore ci deve essere un processo nel quale viene sollevata la questione. Per cui, come nel caso che ha riguardato il Porcellum, ci deve essere qualcuno che va di fronte a un giudice e asserisce che il suo diritto all'elettorato attivo è stato violato nel momento in cui c'è una norma che non gli permette di esprimere, ad esempio, una preferenza. Allora, lo Giatelmo, in linea di massima, fra 15-20 giorni, se non sbaglio sono 30, entrerà in vigore. E Vediamo come va il Senato.
Vabbè, però voglio dire, da quel momento lì, se questo è mi scappa il termine. Esatto. Non possono impugnare, non si può. Appunto qual è? Come fanno riconoscere? Non si può, non si può. Allora bisognerebbe appunto iniziare un processo, trovare un giudice che è, diciamo, favorevole a rimettere la questione di fronte alla Corte Costituzionale, per cui che elabora un'ordinanza di remissione che si di fronte alla Corte. Ma a quel punto sono passati almeno già solo, siamo arrivati già a dicembre, Natale, sulle ferie, arriviamo a gennaio inoltrato. No, gennaio inoltrato perché l'ordinanza venga scritta. Sì, diciamo l'ordinanza viene scritta a fine gennaio, poi che la Corte decida di calendarizzarla prima delle elezioni ho serissimi dubbi. Però l'Italicum comunque è stata legge costituzionale, deciso no. No, l'Italicum arriva di fronte alla Corte Costituzionale a marzo o ad aprile del 2016. Era attesa la decisione a ottobre 2016. Era attesa ad ottobre 2016, ad ottobre 2016 la Corte dice no, non decido, posticipo, perché c'è il referendum costituzionale. Siccome il referendum costituzionale è legato a doppio filo alla legge elettorale, io non posso influenzare il voto decidendo sull'Italicum, per cui ha atteso a quel punto il passaggio, addirittura ha atteso anche troppo, perché si è arrivati al 4 dicembre e poi mica è arrivata subito la sentenza che a quel punto doveva richiedere un giorno di Camera di Consiglio, ma si è atteso quasi gennaio inoltrato, anche perché lì che cosa ci si aspettava? Che il Parlamento, dopo la botta presa dalla maggioranza sulla bocciatura della riforma, elaborasse magari delle nuove norme, e non sono arrivate. Per cui io dubito che si arrivi in tempi, diciamo, precedenti alla prossima tornata elettorale a una revisione della... Infatti i ricorsi contro l'Italia sono stati fatti alle Corti d'Appello, non sono stati fatti non si può dire alla Corte d'Appello che esatto, che poi lo vedremo. Su 10 ricorsi solo 2 sono arrivati in Corte Costituzionale. Cioè è complicato, però di fatto la via per la Corte su una legge che non trova applicazione è molto molto difficile. La Corte si è comunque prestata, avrebbe potuto dichiarare tutti e due i ricorsi inammissibili, perché ripeto, eravamo di fronte a dei casi in cui la legge non aveva trovato attuazione. Però il punto qual è? Che è difficile che ci si arrivi e i tempi non ci sono, e di questo siamo chiaramente certi, il Parlamento ne è pienamente consapevole, cioè consapevole del fatto che i tempi non ci sono, ed è consapevole del fatto che se mai arriverà una sentenza arriverà postuma. Chiaro? E accadrà. Siccome è stato nella sentenza dell'Italia è stato detto che c'era il principio di continuità, per cui quella era del Porcello. Del Porcello, e poi è stato ribadito, il Parlamento ha continuato a operare fino alle elezioni. Esatto, dimenticandosi però che il principio di continuità, che è quello per cui attualmente abbiamo ancora dei parlamentari, no? Non ci dice che i parlamentari possono fare tutto, ci dice che a secondo il principio di continuità è quel principio per cui si dice le istituzioni della Repubblica non finiscono, continuano. Il Parlamento non è che arriva il giorno di fine mandato dei parlamentari e si chiude il Parlamento, no, finché non arrivano i parlamentari nuovi va avanti per l'ordinaria amministrazione. Questo cosa vuol dire? Che questo Parlamento non poteva approvare alcuna delle riforme che sono state approvate, ma questo non è un argomento, diciamo, politico, è proprio un argomento molto tecnico, no? Pensate alla procura. Io dico a Tizio, tu in assemblea parli a mio nome, te lo scrivo su un foglio, parli a mio nome, vai in assemblea e per parlare a mio nome devi mostrare il foglio, ma se il foglio non ce l'hai, tutte le volte che parli a tuo nome, non a mio. E se esprimi un qualsiasi orientamento come fosse un mio atto di volontà, lo fai in modo illegittimo, per cui quell'atto non vale per me, perché è chiaramente la procura è invalida in quel caso, non l'ho mai firmata. Ora, nel caso dei parlamentari eletti con il cosiddetto Porcellum è esattamente la stessa cosa. Essendo la legge incostituzionale, ogni volta che esprimono un voto lo esprimono attraverso una delega che è incostituzionale, cioè non dovrebbe esistere, per cui non dovrebbero esprimere alcun voto. Avrebbero dovuto elaborare in extremis eventualmente una nuova
legge elettorale e poi andare subito alle Camere o andare direttamente al voto o andare direttamente al voto con la risulta della sentenza della Corte Costituzionale. Questo però avrebbe comportato, diciamo, una scelta di grande responsabilità da parte dei parlamentari che chiaramente non hanno fatto. Comunque, tutte le leggi che hanno fatto sono costituzionali. Allora, non possiamo dirlo per un motivo molto semplice, che la Corte ha, tra virgolette, sanato l'insanabile. Però se noi dovessimo ragionare utilizzando come parametro proprio quello della delega, se la delega è incostituzionale tu non sei abilitato a porre in essere alcun atto, perché è la delega che manca la delega, per cui detto ciò, ripeto, dato che la Corte su questo ha cercato di non andarci pesantemente, di non influire tra un potere dello Stato che è quello parlamentare, ha detto vabbè, procedete. All'italiana. Però facendo così ha dato vita a un ciclo che potrebbe durare per 50 anni, perché potrebbe ripetersi all'infinito. Il Parlamento incostituzionale, dopo 3 anni arriva la sentenza, fanno un'altra, cioè potrebbe durare. Sì. Cioè, Beh, è quello che ha scritto Zagrebeschi pochi giorni fa, dice beh, il gioco è fatto, no? Io ogni volta elaboro una norma che è incostituzionale a ridosso delle elezioni, eleggo un nuovo Parlamento, poi per il principio di continuità vado avanti fino a fine legislatura e lo ripeto all'infinito. Speriamo che non accada. Il Presidente della Repubblica, prima della firma, dovrebbe fare un minimo di verifica di costituzionalità. Di conseguenza lui in realtà non è la così. rimando alle Camere, sì, però la risistemate e dopo me la ritornate. Sì, allora, in realtà non è proprio così, nel senso che il Presidente della Repubblica è tenuto a, diciamo, svolgere un'attività di supervisione e controllo, ma non può dire, perché non è lui l'organo abilitato, ma è la Corte Costituzionale, non può dire è incostituzionale, potrebbe sollevare come potrebbe sollevare lui no, potrebbe no. funzionalità e passare le leggi alla Corte. No, non si può fare, il nostro ordinamento non è previsto il controllo di costituzionalità di tipo preventivo e comunque gli unici che sono abilitati sono il governo e le regioni per parte loro nella materia di competenza. Lui non è garante della Costituzione. È garante della Costituzione, ma non è un decisore in questo senso, per cui lui può. No, questo non lo può fare, proprio non si può fare. L'unica cosa che può fare è rimandare alle Camere, lo vedremo comunque, rimandare alle Camere la legge con messaggio motivato, per cui spiegare quali sono i profili che ritiene siano di contrasto, ma a quel punto le Camere possono riapprovare il suo testo. In quel caso il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgare, tanto è vero che in quel caso è ritenuto totalmente irresponsabile rispetto alla firma, perché non è che poteva rifiutarsi, doveva firmare. Per cui anche lì siamo forse nell'alveo delle scelte di opportunità politica, cioè se mi trovo un Parlamento che per 2/3 è d'accordo che io rimandi indietro la norma, non so che effetti possa sortire, capisce? Perché a quel punto quello stesso Parlamento me la riapprova e me la rimette nelle mani, magari modificata di poco, però me la ridà quasi uguale. Qui su questo sono abbastanza perplesso. Detto questo, tornando a noi, l'ultimo criterio, il criterio di specialità. Criterio per il quale, quello che dicevamo prima, se c'è una norma che prevede delle deroghe, per cui una norma che, vi faccio l'esempio, no? Legge X, tutti gli studenti pagano 100 euro di tasse, tranne gli studenti meritevoli che ne pagano 50, deroga per gli studenti meritevoli. Se viene elaborata una nuova legge nel 2014 in cui si dice soltanto tutti gli studenti pagano 200 euro e non c'è più il riferimento ai meritevoli, siccome non c'è scritto dentro la regola che è abrogata anche la parte che riguarda gli studenti meritevoli, la parte che riguarda gli studenti meritevoli continua a trovare applicazione, perché secondo il criterio di specialità, che è quello che introduce delle garanzie in deroga per alcuni soggetti, l'abrogazione delle deroghe deve essere esplicita, cioè il legislatore lo deve dire. Se non lo dice, tutto quello che è deroga continua ad essere efficace. Per cui questi studenti anche nel 2014 meritevoli pagheranno 50, tutti gli altri 200. Questo è il criterio di specialità e di solito lo troviamo spesso anche nelle, diciamo, norme di natura penale, per cui si punisce una determinata condotta in un modo salvo
non avvenga in questo caso. Cambia la norma penale generale, le deroghe rimangono, a meno che non vi sia abrogazione espressa. Io poi qua vi ho lasciato anche un piccolo dizionario giuridico per le parole che abbiamo usato, ma lo vedrete poi. Passiamo a un altro grande tema: forme di Stato. Nel nostro linguaggio comune usiamo la parola forme di Stato e forme di governo come se fossero la stessa cosa. Non sono la stessa cosa. La forma di Stato identifica le finalità di uno Stato, la forma di governo ci dice come è distribuito il potere. Le forme di Stato che noi, diciamo, conosciamo storicamente sono quella democratica e quella non democratica. All'interno dello Stato democratico troviamo quello pluralista, quello socialdemocratico, quello liberista. All'interno delle forme di Stato non democratiche troviamo lo Stato assoluto, la famosa frase l'état c'est moi, no? Lo Stato sono io, il re sono io. Lo Stato liberale, perché lo Stato liberale non era uno Stato democratico? Perché di fatto non vi era suffragio universale, no? Votavano e contavano solo quelli che contano tutt'oggi, quelli che hanno i soldi, ragazzi, non è cambiato niente, hanno solo ampliato un po' la platea dei votanti, ma poi sto scherzando chiaramente, E poi c'è lo Stato socialista, che non è uno Stato democratico perché lo Stato socialista che cosa prevedeva come finalità? Non la democraticità del sistema, ma l'eguaglianza di tutti i cittadini, a scapito delle libertà fondamentali, tra cui ad esempio il diritto di voto. Vi racconto questo esempio perché per me è emblematico. Ero ad un corso all'estero e a un certo punto ero con questo collega cinese e io gli dico ma insomma ma com'è, no, vivere lì? Tenete presente che era il 2008, è molto importante questa data. E dico ma com'è vivere lì? E lui mi dice ma si vive bene, insomma, in Cina c'è la democrazia. Cina c'è la democrazia, ma cosa stai dicendo? No? Cina mica votate. E dice come no? Votiamo e come? Votiamo anche noi. Sì, ma avete un partito unico. E lui mi risponde sì, ma abbiamo più candidati. Perché? Perché chiaramente la percezione della democraticità stava nella procedura voto. Il fatto che io voti vuol dire che sono democratico. Non è così. La democrazia è un sistema molto complesso in cui il voto è una delle procedure del sistema. A quel punto io continuo e gli dico ma scusami, ma se voti soltanto quelli che fanno parte di quel partito lì potrei anche scegliere tra più nomi, ma sono tutti di quel partito. Anche lui, giustamente messo all'angolo, mi ha detto era il 2008, ricordatevelo, ma voi avete Berlusconi. E lì effettivamente allora basta, è finita la discussione, perché lì poi a quel punto ero io at the corner e per cui non ho più potuto replicare, ho detto sì vabbè, abbiamo anche noi le nostre distorsioni democratiche. Va bene, detto questo, la forma di Stato ci dice in definitiva quali sono i rapporti che intercorrono tra popolo, territorio e sovranità. Per intenderci, chi è il popolo di uno Stato? Chi è il popolo? Quelli che ci risiedono? Sì o no? Quelli che ci risiedono? Quelli che hanno la cittadinanza. Quelli che hanno la cittadinanza, perché se tu provi a dire che sono quelli che ci risiedono, come minimo la Meloni e Salvini espatano subito, no? Perché chiaramente il popolo è formato da soggetti che hanno un titolo che li contraddistingue, che è la cittadinanza. Gli altri non sono popolo, sono residenti, che è una cosa diversa. Il territorio è chiaramente quel segno che noi troviamo nelle varie cartine che delimita che cosa? Dove arriva la giurisdizione, cioè il potere coercitivo dello Stato. E poi abbiamo la sovranità, cioè la possibilità, il monopolio della forza. Queste sono le caratteristiche che identificano lo Stato e la sua forma. Per inciso, esistono Stati che non hanno tutte e tre le caratteristiche popolo, territorio e sovranità? E chi? Oddio, c'è un esempio secondo me molto più... No, c'è il Vaticano, c'è sia il territorio che il popolo che la sovranità, anzi è molto più anche oltre il territorio. Come? Ma lì in realtà c'è lo Stato, c'è il territorio
che c'è anche il popolo. I curdi, però stanno votando, forse magari qualcosa ci sarà. Ma dai, l'esempio proprio più... cavolo, la Palestina, ragazzi. La Palestina è il tipico esempio in cui noi troviamo l'elemento del popolo, un elemento di sovranità, perché abbiamo l'autorità nazionale palestinese, insomma, manca il territorio. Non per questo non sono riconosciuti come un'entità statale, tanto è vero che il Regno Unito li ha riconosciuti come Stato, facendo arrabbiare tantissimo Israele, che chiaramente tutte le volte che provi a contestare la loro politica estera ti dice sei antisionista, nazista e tutte cose di questo genere, perché non si può contestare Israele, non si può. Ma non solo, che perché sappiamo che la Palestina è comunque uno Stato che dovrà venire nella sua, diciamo, compiutezza, perché ha anche un seggio alle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite la riconoscono come un'entità che esiste. Per cui diciamo che se da un lato le caratteristiche dello Stato sono popolo, territorio e sovranità, a volte uno di questi elementi può mancare, ma siamo comunque di fronte, possiamo essere di fronte a uno Stato. Quando parliamo di forme di Stato possiamo guardare o alla loro organizzazione, se sono uno Stato unitario, le macro categorie dello Stato unitario sono quello accentrato alla francese, dove c'è decentramento amministrativo, ma non c'è autonomia dei territori, oppure può essere uno Stato unitario regionale, dove noi troviamo lo Stato, ma anche un'altra entità substatale, quelle che la Corte Costituzionale chiama enti esponenziali, le regioni. Oppure l'altro tipo di organizzazione è lo Stato federale, dove ci sono degli Stati che insieme si sono uniti e hanno formato una federazione. Quando parliamo di Stato federale ci vengono in mente gli Stati Uniti, la Federazione Russa, il Canada, la Repubblica Tedesca. Qual è l'elemento che contraddistingue lo Stato federale? Che ci sono tanti Stati con diverse costituzioni che sono uniti in una federazione e il diritto federale prevale sul diritto degli Stati membri. Per cui gli Stati hanno una loro costituzione, hanno delle loro leggi, ma c'è il diritto della federazione, il diritto a stelle e strisce. Quel diritto lì vale per tutti ed è, se volete, un elemento assolutamente importante di coesione, no? Per cui se il Texas vuole farsi le leggi per i cavoli suoi che riguardano il primo emendamento, non lo può fare, perché il primo emendamento ha a che fare con la Costituzione degli Stati Uniti, per cui tu puoi avere delle regole in tanti ambiti, ma quando si tratta per esempio di libertà di espressione, no, devi rifarti la Costituzione federale, perché la Costituzione federale detta che cosa? Intanto le competenze della federazione, ma stabilisce anche che c'è il primato del diritto federale, per cui sono stati che si sono uniti e che hanno dato molta sovranità a un'entità più grande che si chiama Stato federale. La Svizzera rientra tra questi stati? È uno Stato federale anche la Svizzera. L'Unione Europea però che cavolo è? Perché lì uno si deve porre il problema di dire, ma se non è uno Stato sicuramente unitario, perché non è formata mica, no, ma è una federazione, perché c'è molta confusione sull'Unione Europea? Perché anche nell'Unione Europea c'è il principio del primato del diritto comunitario, cioè se viene elaborato un regolamento della Commissione vale per tutti ed è immediatamente applicabile per tutti, non è necessario che il Parlamento faccia una procedura di recepimento, no, è direttamente applicabile, dunque vige il principio dell'effetto diretto. E allora perché non diciamo che l'Unione Europea è una federazione? Perché se da un lato è vero che c'è il primato del diritto dell'Unione, dall'altro lato è anche vero che però non abbiamo le caratteristiche tipiche di una federazione, perché materie fortemente legate al concetto di sovranità statale non sono state devolute all'Unione Europea. Pensiamo alla politica di difesa, no? Non abbiamo una politica di difesa comune, non c'è un esercito europeo, sono gli eserciti degli Stati membri. Oppure pensiamo all'alto commissario per, diciamo, gli affari esteri dell'Unione, la Mogherini, no? Che indipendentemente da quello che dice non si affida a nessuno, no? Può dire quello che vuole, il giorno dopo la smentisce, e la Merkel, poi Macron, poi arriva il Regno Unito, poi arriva anche l'ultimo dei governi polacchi, ma comunque quello che dice lei è assolutamente inutile
dal punto di vista della politica estera, perché gli Stati membri vanno da soli. In questo non possiamo essere assimilabili a una federazione perché non abbiamo quelle che sono le materie principali di uno Stato federale decise in modo congiunto, ma sono ancora saldamente in mano agli Stati membri. Anche perché è basata principalmente su trattati, non abbiamo una E soprattutto non abbiamo una Costituzione europea, abbiamo dei trattati istitutivi. Tanto è vero che abbiamo provato a fare la Costituzione per l'Europa ed è naufragata miseramente. Anzi, quando fu elaborato il Trattato di Lisbona, che è l'ultimo consolidato trattato che ridefinisce il Trattato sull'Unione Europea e quello sul funzionamento, si pensò e si disse: ma sti cavolo di regolamenti comunitari, per non far confusione, chiamiamoli leggi dell'Unione, no? Perché uno pensa al regolamento e dice: ma cos'è, una roba del comune? No, è una fonte di alto livello. Gli Stati non trovarono l'accordo perché si disse legge, no, se abbiamo leggi dell'Unione vuol dire che allora siamo qualcosa in più di un'organizzazione internazionale, ci avviciniamo troppo al concetto di Stato federale, meglio continuare a chiamarli regolamenti, tanto è vero che li chiamiamo ancora regolamenti. Sì, ma scusi, i regolamenti comunque europei non devono mai essere in contrasto con le singole leggi degli Stati, altrimenti non vengono recepiti. No, i regolamenti europei sono, in questo caso, trovano applicazione diretta, hanno un effetto diretto e dunque devono essere applicati a tutti gli Stati membri. Se esiste una normativa nazionale che contrasta con un regolamento, la normativa nazionale viene disapplicata. Cioè l'Europa dice che i neri sono... Non lo può fare, non è competenza dell'Unione, ma laddove lo facesse, si creerebbe una situazione paradossale e si romperebbe il sistema. Perché? Perché ad oggi questo non può accadere. Partire da questo presupposto, cercherò di dirvi semplicemente una cosa che è durata anni, lunghissima, complicatissima, ma sostanzialmente si era posto questo problema. Negli anni 50 a un certo punto la Corte Costituzionale italiana, perché noi abbiamo dei giudici particolarmente fieri, orgogliosi del loro ruolo, a un certo punto cominciò a elaborare una serie di sentenze in cui faceva intuire che l'organo di ultima istanza, anche per il diritto dell'Unione, sarebbe stata la Corte Costituzionale. Cioè la Corte avrebbe detto: io ho l'ultima parola. Ma capite bene che se così fosse, cioè se ogni Corte Costituzionale potesse dire la sua sulle norme di diritto dell'Unione, avremmo 27 interpretazioni diverse. Allora la Corte Europea di Giustizia corse ai ripari. Perché? Perché qual era il punto? La Corte Costituzionale italiana e quella tedesca, che tuttora continua a farlo, comunque bisogna dirlo quando parla di identità tedesca, ma va bene, la Corte Costituzionale italiana diceva: se le norme del diritto comunitario entrano in conflitto con dei principi costituzionali, io devo avere la possibilità di censurarli. Perché, diceva la Corte italiana, nella Comunità Europea non esiste una Carta dei diritti. Siccome non c'è una Carta dei diritti, ma è soltanto una comunità economica, ai diritti ci penso io, perché io sono giudice dei diritti. Di lì a poco la Corte Europea di Giustizia elabora una serie di sentenze, per cui la prima dell'ERM, ma comunque una serie di sentenze in cui dice: attenzione, è vero che l'Unione non ce l'ha una Carta dei diritti, ma io che sono il giudice di più alto livello dell'Unione assicuro la tutela dei diritti, perché il diritto dell'Unione deve rifarsi ai principi costituzionali degli Stati membri. Per cui con questa finzione, giuridica, identifica anche nell'Unione una competenza in materia di diritti fondamentali, sollevando le corti degli Stati membri, cioè dicendo: non vi preoccupate, a tutelare i diritti dei cittadini dell'Unione ci penso io, utilizzando i principi generali. Poi di lì, se ci pensate, c'è stata un'evoluzione, c'è stata l'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nel 2000, la Carta di Nizza, insomma, poi ce l'abbiamo anche nell'Unione adesso una Carta dei diritti fondamentali, che, apro più una parentesi interessante da notare, è una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione che non dà nessun diritto in più a noi cittadini, perché non vincola gli Stati membri ma solo le istituzioni dell'Unione. E siccome noi non abbiamo a che fare con le istituzioni dell'Unione, perché non c'è nessun rapporto diretto, al di là dell'elezione del Parlamento europeo che vale quello che vale, in realtà abbiamo poche capacità di incidere sul meccanismo istituzionale dell'Unione. Però detto questo,
La Corte Costituzionale non entra mai nel merito del diritto comunitario perché lo fa già la Corte Europea di Giustizia, di tutelare anche i diritti fondamentali. Che lo faccia bene o non lo faccia male è un altro paio di maniche. Devo dire però che la Corte Europea di Giustizia è spesso molto più coraggiosa delle Corti degli Stati membri. Perché, secondo voi? Perché è più coraggiosa? Perché non sente il vincolo della partecipazione? Perché non ha nessuna pressione politica, o meglio, ce l'ha sicuramente, ma non è una pressione politica paragonabile a quella che c'è all'interno di uno Stato, no? In uno Stato, se la Corte Costituzionale decide che, non so, il lodo Alfano è incostituzionale, ha la Corte politicizzata, bisognerebbe eliminarla e levargli la possibilità di giudicare sulle leggi, no? Per cui la Corte Europea di Giustizia questo problema non ce l'ha. Detto questo, tornando a noi, le forme di governo. Quante forme di governo conosciamo? Cioè, come si organizza il potere all'interno di uno Stato? Tra le forme di governo che noi conosciamo c'è sicuramente quella monarchica e c'è quella repubblicana. Io vi ho messo le 3 macro categorie, in realtà ci sono un sacco di differenziazioni, però se vogliamo ragionare per macro categorie, di sicuro la forma di governo monarchica si distingue in assoluta, costituzionale e parlamentare. L'assoluta è quella dove il re è tutto, potere esecutivo, potere legislativo, potere giudiziario, decide di tutto. Quella costituzionale invece dove il re rimane potere esecutivo, per cui è capo di governo, ma c'è una Camera parlamentare. E poi c'è la monarchia invece di tipo parlamentare, che è quella diciamo di tipo contemporaneo, nel quale il re è organo di rappresentanza dello Stato, ma di fatto esiste un potere esecutivo formato da un governo e un potere parlamentare. Dall'altro lato abbiamo la Repubblica, che può essere, diciamo, nelle grandi macro categorie divisa in presidenzialismo, dove il capo dello Stato eletto direttamente dal popolo è anche capo di governo. Tipico esempio, gli Stati Uniti. Forte mandato popolare, per cui io sono sia capo dello Stato che capo di governo. Dall'altro lato ho un'assemblea elettiva, ho il potere legislativo e ho anche il potere giudiziario che è svincolato dagli altri due, ma il punto qual è? In questo caso noi abbiamo un esecutivo che ha un forte mandato popolare perché è eletto direttamente dal popolo, che è anche capo di Stato, capo delle forze armate, insomma, the commander in chief, come lo chiamano negli Stati Uniti. Il Parlamento, in questo caso il Congresso, ha comunque un grande potere, perché negli Stati Uniti c'è questo meccanismo molto ben consolidato dei checks and balances, per cui dei pesi e contrappesi, per cui il Presidente non può fare il bello e il cattivo tempo, anzi, facciamo un esempio, se mai dovesse accadere in un sistema come quello, facciamo un esempio irrealistico, un Presidente che si organizza le feste con una minorenne e poi dice che è la figlia del capo di Stato di un altro paese. Esempio proprio così. Ora, in quel caso lì, in un sistema come quello americano, prendono il Presidente, lo mettono sotto impeachment e ha finito la sua carriera. Mai più lo vedremo, nemmeno in TV. Mentre, per cui dico, è un Presidente con un fortissimo mandato, chiaramente, ma è un Presidente che però ha dei contrappesi costituzionali evidentemente molto ampi, un congresso in grado di incidere profondamente sulle funzioni anche del Presidente, nonostante abbia un potere molto forte e sia riconosciuto dalla nazione in modo veramente molto forte, no? Il semipresidenzialismo è, diciamo, un sistema di governo che è a metà tra quello parlamentare e quello semipresidenziale, perché troviamo, come in Francia, un presidente eletto direttamente dal popolo, che però nomina un primo ministro, e il primo ministro deve avere la fiducia delle Camere. Per cui abbiamo le Camere, un primo ministro nominato dal capo dello Stato eletto direttamente dal popolo, che, detta così, sembra semplice, ma in realtà può accadere quel fenomeno che è già accaduto della coabitazione, per cui tu hai l'elezione di un Presidente della Repubblica di colore blu e poi magari hai delle Camere di colore rosso. Quando il Presidente della Repubblica nomina il primo ministro che a lui piace di più, deve piacere anche alle Camere, per cui devono trovare un modo di coabitare due idee politiche diverse. Anche in questo caso il Presidente della Repubblica rappresenta la nazione, dato che ha un forte mandato, ma il capo di governo è un altro soggetto da lui nominato. E poi c'è invece la Repubblica parlamentare, che è quella che contraddistingue il nostro sistema, nella quale il capo dello Stato rappresenta appunto la nazione, svolge un ruolo importante di raccordo istituzionale, tanto è vero che il nostro capo di Stato nomina, no? Il capo di governo, ma il governo è gestito da un'altra figura, in questo caso dal primo ministro insieme ai ministri, anzi è meglio dire
dal Consiglio dei Ministri, perché la nostra Costituzione non parla nemmeno di Presidente come organo, diciamo, di massima, ma è il Consiglio dei Ministri, e c'è un Parlamento che deve dare la fiducia. Se non c'è la fiducia parlamentare non esiste alcun governo. Se dovessimo riassumere al massimo, appunto, potremmo dire che le forme di governo identificano i modi in cui viene distribuito il potere tra i massimi, diciamo, poteri dello Stato, mentre le forme di Stato identificano le finalità. Come siamo in Italia noi abbiamo una forma di Stato democratica e una forma di governo parlamentare. La nostra è particolarissima perché abbiamo una forma di governo parlamentare nella quale sussiste il bicameralismo paritario, cioè 2 camere che fanno la stessa cosa. Non è così comune perché nella maggior parte dei casi le camere sono distinte o per ciò che fanno o per le funzioni che svolgono. Ora, il Parlamento italiano è formato da 2 rami, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Vedete, sono 2 camere che svolgono le stesse funzioni, ma non sono composte esattamente allo stesso modo, no? Abbiamo la Camera dei Deputati, intanto, che è numericamente prevalente, perché sono 630 i componenti. C'è un elettorato passivo che parte dai 25 anni, per cui se io ho meno di 25 anni non posso presentarmi, mentre l'elettorato attivo, cioè la possibilità di votare, parte dai 18 anni. Nel Senato della Repubblica cambia, perché l'elettorato passivo inizia a 40 anni, per cui posso essere eletto senatore se ho superato la soglia di 40 anni, e posso eleggere i senatori a 25 anni. Quindi la seconda scheda me la danno quando ho compiuto già 25 anni, altrimenti non me la danno. Ora, ambedue hanno una durata di 5 anni e soprattutto, altro elemento distintivo tra i 2, nel Senato della Repubblica siedono anche dei soggetti che non sono eletti, ma che sono nominati dal Presidente della Repubblica, ovvero i senatori a vita, che possono essere nominati nel massimo, diciamo, di 5, ed è poi invalsa una prassi costituzionale per cui se sono già 4, quel Presidente ne nomina 1, non è che ne nomina 5. Poi sarebbe anche opportuno che, diciamo, si instaurasse una prassi per cui non si nomina senatore a vita qualcuno che ha 48 anni, perché sennò te lo paghi per almeno 40 anni, per quanto sia meritevole, per quanto, però sarebbe meglio non farlo. Questa è una prassi. È una prassi. Il fatto di nominare fino al numero di 5, sì. È una prassi che ormai si è consolidata, per cui i Presidenti della Repubblica nominano nel massimo 5 senatori, dunque se ce ne sono già 4. Sempre stato rispettato? Sì, fino adesso sì, perché le faccio un esempio: Scalfaro non è nominato neanche 1, perché erano 5. Tenete presente poi che in Senato siedono anche di diritto tutti gli ex presidenti, per cui chi è stato Presidente della Repubblica diventa senatore a vita, per cui vanno sommati anche questi alla maggioranza in Senato, oltre ai 5 anche gli ex presidenti. Per ora la prassi è sempre stata questa, poi voglio dire, le prassi possono cambiare proprio perché non sono regole scritte. Facciamo un esempio: c'è sempre stata nella Repubblica anche la prassi per cui nessun presidente si fa rieleggere, però qualcuno ha voluto modificare quella prassi repubblicana che, voglio dire, nessuno si era neanche azzardato a pensare, oddio, forse Cossiga ci aveva pensato alla seconda elezione, però diciamo che i presidenti avevano sempre rispettato quel implicito principio costituzionale per cui il settennato è sufficiente in una repubblica per non creare forme simili monarchiche. L'ha detto lei, l'ho detto io, perché il vilipendio è facilissimo, lo riporta, e comunque insomma, è un ex presidente emerito, per cui non si può. L'elezione delle 2 camere viene anche differenziata, una viene su base nazionale, l'altra viene su base regionale. Questa è una questione di collegi, comunque non ha niente a che fare con le prerogative di voto. Ora, quali sono gli elementi che caratterizzano il Parlamento? Punto 1, il principio di continuità. Per cui che cosa vuol dire? Siccome le istituzioni repubblicane non possono finire, non hanno una scadenza, o meglio, scadono nel senso che devono essere rielette, ma lavorano sempre. Il Parlamento non si chiude
tranne quando vanno in ferie, ma il Parlamento continua ad esistere anche a mandato scaduto dei parlamentari. I parlamentari con mandato finito continuano ad operare per l'ordinaria amministrazione sino a che non arrivano i nuovi parlamentari. L'autonomia, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno propri regolamenti e sono regolamenti che non possono nemmeno essere portati di fronte alla Corte Costituzionale, perché sono regolamenti che le Camere adottano in piena autonomia. Ogni Camera ha dei gruppi parlamentari che corrispondono in linea di massima a quelle che sono le formazioni politiche, in linea di massima, perché il nostro Parlamento è invalsa la prassi per cui ci sono gruppi parlamentari anche di partiti che alle elezioni non si sono mai presentati, no? Ma che troviamo in Parlamento. Pensiamo, che ne so, a MCD per fare un esempio, no? Perché creare un gruppo parlamentare? Perché io, che non voglio più stare dentro un partito, mi creo un gruppo parlamentare? A parte il fatto di poter mercanteggiare quei voti, ma qual è l'altro elemento? C'è una struttura amministrativa, ho dei fondi per gestire. Tanto dei fondi in più. E poi un altro vantaggio: se si va alle elezioni non devo raccogliere le firme, perché se sono gruppo parlamentare non ho la necessità di raccogliere le firme, per cui anche se valgo 0,0 niente non devo raccogliere le firme, per cui sono tranquillo. Poi mi hanno anche creato un terzo di maggioritario, per cui siccome in quel seggio lì dove tutti sono miei amici vinco per forza, in Parlamento ci finisco per forza, anche se rappresento lo 0,1. Ma non devono avere un numero minimo di deputati o senatori per creare? Sì, certo, c'è un numero minimo per creare il gruppo, però il punto qual è? Sostanzialmente l'idea di creare un gruppo parlamentare che sia diverso dal gruppo misto, per intenderci, sta nel fatto che oltre ad avere fondi propri ho la possibilità di presentarmi alla tornata elettorale successiva senza dover passare sotto l'incudine delle firme, perché è una cosa abbastanza difficile raccogliere le firme, specialmente per presentarsi a livello nazionale. Ad esempio adesso l'MDP articolo 1 ha fondato un gruppo parlamentare? Sì, loro sono un gruppo per cui loro si presenteranno senza. Pensavo che non potesse formare. È ora di chiudere. Ok, chiudo esatto soltanto quelle che sono gli elementi caratterizzanti di base. Va bene, hanno poi le commissioni permanenti, che sono commissioni che servono per fare il lavoro più velocemente, le vedremo magari la prossima volta. C'è un organo di presidenza dove si riuniscono poi i capigruppo e godono dell'immunità parlamentare. Immunità parlamentare che non vuol dire che possono fare tutto quello che vogliono, ma vuol dire che però sono immuni rispetto alle opinioni espresse nello svolgimento del mandato, ma soprattutto sono immuni dalla giurisdizione. Che cosa vuol dire? Laddove, a meno che non si tratti di un reato per cui è previsto l'arresto in flagranza e lì non c'è più i papegatti, ma nel caso invece in cui si tratti di un'indagine, nel momento in cui l'appartenente ad una Camera dovesse essere sottoposto a una misura cautelare, si deve passare per un voto dell'Aula. Per cui in questo sono immuni dalla giurisdizione, cioè la magistratura non può intervenire direttamente, ma deve chiedere l'autorizzazione alla Camera di competenza. È importante ricordarselo perché, per esempio, lo scorso anno, quando si parlava di riforma costituzionale, dicevano che abbiamo abolito anche l'immunità parlamentare. Non è assolutamente vero, l'articolo 68 era bello intonso lì, come c'è oggi, proprio perché questa immunità dalla giurisdizione è, se volete, una delle garanzie tipiche di un sistema democratico, dove laddove tu avessi una magistratura che può di fatto intervenire su un rappresentante parlamentare a piacimento, perché dobbiamo partire sempre da questo presupposto, teoricamente fanno le cose giuste, ma poi siamo tutti persone, per cui per impedire che ci fosse uno sforamento tra poteri dello Stato, perché per impedire che il potere giudiziario potesse esondare sino a colpire il potere legislativo, la garanzia dell'articolo 68 è una garanzia necessaria in un ambiente democratico, perché ripetiamolo, chi compie reati punibili con arresto in flagranza è chiaramente sottoposto all'arresto, ma in altre occasioni è necessario il voto delle Camere. Questo chiaramente rientra in un discorso democratico dove ci sono dei partiti politici che agiscono con un minimo di quella che è etica politica. Poi è chiaro che tutto può essere distorto sino a imbruttire il sistema,
ma questa è certamente una clausola che è presente negli ordinamenti democratici perché è necessaria per dividere i poteri dello Stato, che sono 3 e che devono essere autonomi l'uno dall'altro, cioè il potere legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario. Detto questo, fermiamoci perché vi ho tediato, penso che basta. Bene. Prima di andare via, una cosa, se riuscite a coinvolgere i vostri attivisti e a portarli magari al prossimo corso, sarebbe una buona cosa. Poi ci sono dei volantini là, sul punto SOS di Castelfranco, SOS cittadino, se volete portarli ai vostri banchetti o distribuirli, ve ne prendete quanti volete. Era un metodo di riempire il mio metà sala la prossima volta. Al di là del contenuto, della chiarezza, della velocità su argomenti così complessi, lei è uno spunto di riflessione notevole, e guardi, stavo pensando che sarebbe interessante che ci fossero docenti come lei, che anziché non solo l'università, vabbè, non è un problema, al di là dell'università sarebbe interessante che questo fosse preso modello scuola per i ragazzi. Io quando mi ha detto che c'era questa idea, i ragazzi di 18 anni. Grazie Michele, super. No, ma educazione civica a scuola, io stavo pensando alle forze. Lo so, ma infatti ti dico, un'iniziativa così è importante perché capire le istituzioni ti permette di leggere la società. Magari non stiamo facendo, esatto, però almeno capisci come funziona. E l'interpretazione, quanto influisce, le volevo fare una domanda, volevo dirle